Perfetto, siamo in live. Allora, aspettiamo che arrivi qualcuno. Dai, mi devo mettere. Sai così qua dentro. Allora, tanto fammi aprire pure la live sul telefono. Così, per sicurezza, vedo i commenti. Sì. Oh, ciao James, intanto siamo già 9 persone, buono, buono, molto buono. Ciao Giovanni, ciao Andre. Ciao Andre. Ciao a tutti ragazzi, ciao Alessandro. Come potete vedere oggi sto in buona compagnia perché sto in compagnia dell'Eccelso ragazzi, niente po' di meno. Eccomi ragazzi, buonasera a tutti, buonasera a tutti. Sarà una serata molto emozionante, me lo sento. Intanto condivido il commento di Andrea che dice l'Eccelso con quegli occhiali non si può vedere. Sembri una mosca, sembri. È emozionato, in realtà è emozionato, è già emozionato Andre. Sotto sotto già sta facendo cose non dicibili. No, è che non possiamo dire esattamente, però noi ce ne sbattiamo il cazzo perché tanto che ce frega. Allora, calciomercato del Cagliari terminato. Adesso passeranno in sovraimpressione tutti gli acquistoni che ha fatto il Cagliari insieme alle cessioni. Allora, ricordiamo che il Cagliari ha fatto 2 acquisti, tutti e 2 nella giornata di oggi, Gaston Pereiro a titolo definitivo e Paloschi in prestito secco dalla SPAL, mentre le cessioni sono state Aresti all'Olbia, Pinna all'Empoli, Castro e Cerri alla SPAL e De Iola al Lecce. Adesso io chiedo al mio compagno e collega all'Eccelso cosa ne pensa di questo calciomercato del Cagliari. Beh, allora io parto con una considerazione che avevo fatto su chi insomma ancora è contro, cioè su chi è contro la società, insomma il modus operandi che ha da quando alla fine è al Cagliari. E io diciamo l'ho difesa e ho detto vedremo se crederà effettivamente in questa Europa League, perché comunque siamo comunque sempre sesti, fa strano ma siamo ancora sesti, settimi, qualche, ma comunque a pari punti. Ho detto aspettiamo la fine del calciomercato e vedremo, e da lì vedremo se effettivamente ci ha creduto questa società che mi pare abbia dato la sua risposta, nel senso che una squadra che ha Cacciatore alternato a Faragò a destra, non, sinceramente mi sento di dire che non dovesse andare in Europa League non sarebbe strano, anzi. Stessa cosa con Pisacane titolare, a me, lo so che a te piace, a me Pisacane non mi ha mai fatto impazzire, quest'anno meno di 0. Poi comunque adesso, vabbè, no, meno male che alla fine è arrivato Gaston Pereiro, come ruolo sia quello di Castro, no? Io non lo conosco sinceramente, però più o meno sia quel ruolo lì, una specie di trequartista, un fantasista, insomma. E per il resto poi, vabbè, niente, poi magari ne parlo cifre, lo scambio di prestiti Paloschi-Cerri non è poi così tanto sbagliato, cioè Paloschi a me fa cagare, ve lo dico, secondo me non può anche darsi non faccia manco un gol e faccia veramente però per Cerri magari può trovare quello spazio in più, e non dico trovarlo rinato per noi, quanto magari per non andare in minusvalenza, perché abbiamo speso 9 milioni per Cerri, quindi magari dopo 6 mesi buoni alla SPAL rivenderlo quest'estate ad una cifra da milioni, se c'è qualcuno che ha il coraggio di spenderli per Cerri. Magari la maglia con il suo autografo, la mia, vale di più. Comunque, niente, questa era la mia considerazione. Ok, intanto ragazzi volevo dirvi che se sentite laggare Mattia, perché purtroppo ha laggato alcune volte, purtroppo è con la connessione del telefono e quindi non è il massimo, quindi ogni tanto tirerà qualche laggata.
Intanto volevo anche salutare la mia ragazza che mi ha mandato un messaggio. Ciao. Allora, io parto con le mie considerazioni dicendo che questo calciomercato, secondo me, è insufficiente. Perché Gaston Pereiro in prospettiva potrebbe essere un acquisto che si potrebbe rilevare molto molto interessante perché è un trequartista che può giocare anche come ala e quindi volendo può offrire dei nuovi spunti per Maran, per magari giocare con un altro modulo, che ne so, un 4-3-3 o una variante comunque di un modulo con una difesa a 4. Paloschi, condivido la tua opinione, Matti, perché secondo me fa veramente cagare, però è pur vero che è un giocatore che Maran conosce e quindi magari facendolo giocare a partita in corso potrebbe tirare fuori il meglio da Alberto. Tra l'altro abbiamo cambiato un Alberto per un altro perché esce Viace e rientra Paloschi. Per il resto, però, ci sono delle mancanze gravi sul mercato. Manca un terzino destro, manca un difensore centrale, ma questo io l'avevo detto che il difensore centrale non sarebbe arrivato perché Ceppitelli è tornato a lavorare in gruppo o perlomeno comunque fa differenziato, quindi sicuramente il centrale non sarebbe arrivato. Manca un centrocampista, secondo me, che sia degno di essere un sostituto dei tre di centrocampo e secondo me manca anche un attaccante degno. Mi sarebbe piaciuto l'acquisto di un Dessers, per esempio, che in prospettiva potrebbe diventare forte, però comunque di solito nel calciomercato invernale si va a prendere sempre un qualcuno che la Serie A la conosca e che possa fare bene. Però abbiamo visto anche cioè l'inverno scorso, in questo calciomercato sono stati fatti acquisti tipo Oliva, tipo Valukiewicz, quindi un acquisto come Dessers secondo me non sarebbe stato male. Tutto gira intorno a come renderà secondo me Gaston Pereiro, perché sarà la chiave di volta di questo giudizio del calciomercato. Però mancano veramente due giocatori almeno il difensore centrale e il terzino destro mancano, secondo me. Tanto andiamo a leggere un po' di commenti. Madonna, regà, quanti siete? Siete 38. Allora, C'è gente in chat contro i miei occhiali, ragazzi. Questi bullismi non mi piacciono. intanto Antonello scrive: Ciao Miro, speravo che il Cagliari prendesse Petagna. Io sinceramente non lo speravo. Non so Mattia, ma io sinceramente non lo speravo. Di Petagna? Sì, Ma a me, boh, Petagna non è che mi faccia emozionare come giocatore, sinceramente. esatto. Eh, indifferente, sinceramente, di fronte a Petagna. Intanto saluto anche Fabrizio che dice bel calciomercato di merda. Poi rispondo ad Alessandro chi è l'ospite e questa domanda è molto molto brutta, eh? Questa domanda è molto molto Questa brutta mi perché ferisce nel profondo, mi ferisce nel esatto, profondo, vergognatevi, vergognatevi. anche perché ormai l'Eccelso è rinomato in tutto il mondo, anche Eh già, oltre, eh già. quindi assolutamente andatevi ad iscrivere al canale dell'Eccelso perché non possiamo avere queste lacune di YouTube, ragazzi, per carità. Poi Christian che è contento per Gaston Pereiro. Antonello scrive ci siamo liberati di un incubo Cerri. Poi andiamo avanti. Secondo me Sì, ci siamo liberati di un incubo, a parte solo per 6 mesi comunque, ma ce ne siamo presi in altro come Paloschi, non lo so, io sono della stessa opinione che ero l'anno scorso su Terò, sinceramente. Cioè io con Terò lo dissi che secondo me avrebbe fatto cagare. Certo, beh, non ha la sua età, però il tipo di dinamica mi sembra un po' la stessa. beh, sì, più o meno è quel giocatore classico preso per fargli fare gli ultimi scampoli di partita ogni tanto. Non è sicuramente un giocatore su cui il Cagliari punterà, quello è ovvio. Poi
Marco scrive: non si può pensare di giocare con Faragò e Pellegrini che in difesa fanno passare 1000 cross a partita, bisogna sperare nel recupero veloce del Ceppitelli. E penso che su questo Mattia sia pienamente d'accordo, dato il suo amore per il capitano. Certo, adesso non prendo la maglia, però assolutamente sì, assolutamente sì. Ma al Brescia, per volere Ligo Giannis, quanto sono fulminati? Bella domanda. Però questo è anche merito di Pellegrini, che sta facendo obiettivamente peggio dello scorso Cagare, anno. cagare, cagare, diciamolo con grande chiarezza, come direbbe Caressa. Va detto, ragazzi, ma questo io l'ho detto anche quando c'erano i 13 risultati di fila. L'unico che faceva sempre schifo era il buon Luca Pellegrini. Io spero si riprenda, anche perché non mi dispiaceva l'anno scorso, però cacare fa cacare. Sì, cioè rispetto all'anno scorso è sicuramente peggiorato e questo ha fatto mettere in luce Ligo Giannis, stranamente, stranamente. È vero, me l'ha fatta apprezzare. Esatto, cioè è stato un paradosso. Antonello scrive: mi auguro che Carli faccia un pensierino per un difensore centrale, in quanto abbiamo una proroga perché Cagliari gioca domani. Però se non erro la proroga è finita 13 minuti fa, perché Cagliari aveva la proroga di un'ora. Il calciomercato del Sì, sì, anche io Cagliari avevo sentito alle 21. finiva definitivamente alle 21, quindi non possiamo più fare acquisti a meno che non si prenda qualcuno di svincolato, perché il mercato degli svincolati finisce a marzo. Poi Thomas dice che il miglior mercato del Cagliari è la conferma di Nandes, il miglior acquisto, diciamo. Sicuramente, secondo me, Nandes non sarebbe mai, ma mai partito. Non a gennaio e soprattutto non negli ultimi 2 giorni. Era Posso veramente... fare una considerazione su questo, sperando di non laggare troppo. Vai. Secondo me Nandez non è partito più che altro per la tempistica con cui è arrivata questa offerta, cioè è arrivata comunque il penultimo giorno di mercato, quando è arrivata ieri mi pare, non vorrei dire baggianate, fosse arrivati i primi giorni di gennaio, uno 50 milioni per Nandez, io detto molto sinceramente qua salita nei puri, io non so cosa avrei fatto. Probabilmente con un mese per trovare il giusto sostituto, magari già avendolo sul taccuino, cosa che poi secondo me non ce l'avevano, non ce l'avrebbero avuto in qualunque caso. A fine gennaio è sempre un po' una lotteria, magari fai l'affarone, magari te lo pigli nel culo, cioè questo c'è da dirlo. Però ragazzi, io non lo so, io non ho visto in Nandez un uomo da 50 milioni. Su tante partite è vero, sono partito anche prevenuto su di lui, però c'è da dire che non ha fatto ritiro con noi, va bene, però non lo so, tra la cosa del procuratore che mi ha fatto un po' girare le balle e tutto il resto, io non lo so se valga effettivamente 50 milioni. 50 milioni comunque è una grande cifra con cui ti prendi un grande difensore, un buon terzino destro e un buon sostituto attaccante o un buon centrocampista, insomma. Non lo so, questa è una considerazione mia che va un po' controcorrente quello che ho sentito su Nandez. Ma sicuramente forse l'offerta è stata fatta un po' troppo tardi, non penso sia stata fatta ieri perché è più o meno da 3-4 giorni che se ne parla. Però io faccio anche questo ragionamento. Ok che la Premier è totalmente un altro campionato in confronto alla Serie A perché stanno su due livelli totalmente diversi. Però è pur vero che il West Ham quest'anno sta lottando per non retrocedere. Quindi Nandez sarebbe seriamente intenzionato ad andare al West Ham per lottare per una salvezza? Perché volente o nolente il Cagliari comunque per adesso è comunque in piena zona Europa, può combattere per andare in Europa League e penso che Nandez a parità diciamo di stipendio preferisca combattere per un piazzamento europeo piuttosto che andare in Inghilterra, sì, ma per combattere per la salvezza. Bisogna mettere anche questo in conto, secondo me. Poi Ale dice: a me è dispiaciuto dare via Castro. Beh, io c'ero affezionato, però sinceramente penso sia anche un po' giusto.
nel senso, tolto il fantastico gol che ci ha fatto godere come dei maiali contro il Napoli, quest'anno mi è sembrato un po' troppo forse con la testa sulle nuvole, forse è un'impressione mia. Bisognava prendere un rimpiazzo per Castro, quello sicuramente, però Un la sua rim cessione piazza. No, scusa, questa era brutta. Rimpia. No. bisognava prendere un rimpiazzo, però la sua cessione non la trovo esagerata. Diciamo che mi va bene, mi va bene. Poi c'è Bruno Alves che è d'accordo con te perché dice per come sta giocando Nandez, se vale 10 milioni è troppo. Bravo, bravo! Poi, poi Stefano che dice non li vale Nandez 50 milioni. Comunque Nandez stava giocando peggio per la situazione fuori dal campo, ora che si è risolto sta rigiocando meglio. Poi, tutto da dimostrare questo perché bisogna sempre dare continuità alle prestazioni. Esatto, E poi esatto, esatto. Salvatore, Bravissimo. Salvatore tira fuori un nome che era nei partenti, però è rimasto e stiamo parlando di Birsa. Secondo te, Matti, penso sia scontata la risposta, però te lo chiedo. Birsa doveva andare via o doveva rimanere? Io non l'ho mai più visto, tu l'hai visto, non lo so. Cioè, Ma e io qua mi ero stiamo scordato parlando. totalmente dell'esistenza di Birsa, No, ma pure veramente. io, ma pure io. Questo che è ridicolo, questo che è ridicolo. Birsa è. Capisco anche che sia difficile piazzarlo perché non lo si vede in campo da anni ormai. Castro tanto quanto, però. C'è anche da dire che Birsa è stato sfigato perché ha fatto 2 o 3 partite con noi, poi se non mi sbaglio si è tipo slogato il polso, si era rotto il polso, una cosa del genere, Sì, e sì, poi è ha subito una sempre. serie di infortuni, sempre comunque zona del braccio, del polso, e non ha più giocato. Quindi stiamo pagando lo stipendio a uno che sta fisso in infermeria e sinceramente la cessione. Tra l'altro non penso che prenda nemmeno due, cioè adesso non lo so, ma non penso sia uno stipendio proprio bassissimo. Penso che prenderà sui Dovrei. 300-400 mila euro. Dici? Mo' vediamo. Non penso di più. Intanto saluto anche Marco. Poi Aio Rosso Blu dice Nandez era da vendere, sinceramente non mi ha convinto. Eh, probabile che magari il Cagliari avrebbe potuto anche venderlo. Ricordiamo che ha una clausola di 40 milioni Nandez. Però se le cose si fossero svolte in un altro modo, se il Cagliari magari avesse ricevuto l'offerta per tempo e fosse riuscito a trovare un rimpiazzo adeguato, probabilmente adesso staremmo parlando di un ex giocatore del Cagliari. Ma alla Però fine, le lasciami, cose non sono andate per tempo. Vai, vai. scusami, cioè alla fine è anche giusto, ragazzi, cioè quando un giocatore in una squadra come il Cagliari, adesso vabbè, a gennaio no, però in estate, Nandez, io vi faccio una missione psicologica come avevo fatto con Barella, cioè mettetelo già in testa che Nandez a giugno se ne andrà, giugno-luglio se ne andrà, sperando che rimanga su questi valori. Capisco questi valori perché secondo me il giocatore visto non vale quanto l'abbiamo pagato. Non di più secondo me. Non è che perché è Ricordiamo che sudamericano Nandez allora vale di più. Cioè, Ricordiamo che è l'acquisto più oneroso della storia del Cagliari, Nandez, 21 milioni di euro, 20-21 milioni. Poi Giuseppe dice: Ciao ragazzi, ottimo scambio Cerri Paloschi. Sinceramente, Giuseppe, non credo sia un ottimo scambio perché non lo so. Paloschi è molto molto discontinuo. Ha giocato qualche partita quest'anno, non ha messo a segno nessun gol. Cerri gliene è riuscito uno e vale per 50. Non lo so, cioè a sto punto mi sarei eh sì, tenuto Madonna, Cerri, se mi ha fatto godere. sinceramente. Cioè, a parità di cose veramente mi sarei tenuto Cerri, però aspettiamo comunque a giudicarlo, aspettiamo di vederlo in campo, magari
farà i 6 mesi della vita e poi lo andremo a prendere a titolo definitivo, chi lo sa. Marco scrive: parlando della partita di domani, siete fiduciosi? E spero in Oliva titolare perché Cigarini non lo sopporto più, è troppo lento e fa poca interdizione. Allora, tu sei fiducioso per la partita di domani, Matti? La gufo sì, perché tanto mi sa che sarà partita una laggata. Comunque sì, perché il Parma ha tanti infortunati. Kulusevski non ci dovrebbe essere, Inglese non c'è, Sepe non c'è. Vedremo, vedremo. Secondo me, almeno i presupposti sono buoni e il Parma non è mai arrivato a così male a livello di infortuni, secondo me, ad una partita quest'anno. Cioè Kulusevski fuori, appunto, insomma, caspita, ragazzi, non è assolutamente poco. E io me lo ricordo all'andata, anche se avevamo vinto Kulusevski, che nessuno ancora lo conosceva, io non sapevo manco chi fosse, dicevo, ma questo qua, Madonna, li sta facendo impazzire. Eh, Poi non so se ci sono delle notizie a riguardo, però ho saputo che Cornelius oggi ha interrotto l'allenamento, quindi se è così il Parma pure. domani giocherà senza una punta vera e propria perché è arrivato Caprari, Anche però perché Caprari, Gervinho... esatto, Gervinho è in partenza a quanto pare, quindi Esatto. non avranno una prima punta vera e propria. Mentre per quanto riguarda il discorso Cigarini, preferiresti vedere lui o Oliva in cabina di regia? Ci sei, Matti? Matti? Mi hai fatto una domanda, Miro? Mi è laggato da Sì. paura. Se ripeti... Ti ho detto se preferiresti vedere Oliva o Cigarini in cabina di regia. Vabbè, no, il Cigarini visto mm, da inizio dicembre, fine novembre, è impresentabile come giocatore, secondo me. Presentabile. Oliva, ma non perché mi piaccia di Oliva, cioè Cigarini è un buon giocatore, ma in questa condizione è da prendere a calci. Concordo in toto con te, assolutamente. Poi, Madonna, quanto siete a scrivere, siete un botto. Allora, c'è Givar che dice: mi auguro di vedere contro il Parma Valukiewicz e Oliva. Valukiewicz, sinceramente, non credo che giochi perché tornerà Pisacane dalla squalifica e quindi farà coppia Pisacane-Clavan. Su Oliva sono fiducioso, speranzoso nel fatto che giochi lui al posto di Cicarini, perché sinceramente ha rotto veramente le palle Cicarini, per come la vedo io. Non se ne può più. Basta, Sì, basta Cicarini. sì, sì, sì. No, beh, Poi, Valukiewicz, Ale, ragazzi, non è... Scusa, scusami, no. Però adesso le deve giocare tutte pure lui. Cioè, comunque, alla fine il gol che abbiamo preso contro l'Inter è quello lì, è lui che si era posizionato da far cagare. Io adesso non sono del mestiere, però chi magari ha giocato difensore, cioè, sa che bisogna posizionarsi in tutt'altro modo. Quindi, vabbè, Pisacane, tra l'altro, è anche rientrato, quindi sarà ben riposato. Spero che giochi decentemente, anche se non vedo l'ora che torni Cepitelli, anche se tanti continuano a dire che è scarso, ma io penso che invece proprio da quando è mancato Cepitelli abbiamo visto un po' di lacune dietro, secondo me. Poi adesso Miro non è che gli stia troppo simpatico Cepitelli, però... no, no, a me non... Diciamo che non mi fa né caldo né freddo, l'ho detto anche nel pagellone, ha fatto una stagione abbastanza contraddittoria perché mi viene in mente immediatamente la partita contro il Parma, in cui l'ha praticamente risollevata lui, e altre partite in cui ha fatto veramente molta molta fatica. Quindi non so bene come inquadrarlo quest'anno, però è comunque il capitano, è comunque un giocatore molto importante per il Cagliari e diciamo che nel bene o nel male il suo apporto l'ha sempre dato, quindi non mi sento di condannarlo in toto. Poi c'è Ale che mi chiede se mi ricordo, anzi se ci ricordiamo in questo caso,
l'Eurogol annullato a Cicarini contro la Fiorentina, e chi se lo scorda, identico a quello di Ilicic contro il Torino poi. Ah, sì, 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 Identico. assolutamente sì, assolutamente sì. Poi c'è Michele che dice centrocampo titolare contro il Parma secondo voi, visto che manca Rog. Non è che ci siano tante alternative. Sì, cioè, Ionita, Oliva, Nandez, è quello il Que- centrocampo. E Nainggolan davanti, ma insomma lì è più già Esatto, attaccanti, insomma, quel che è. quello è il centrocampo del Cagliari. Poi c'è Ale che dice Ceppidelli quando è in giornata è meglio di Klavan e Pisacane messi insieme. Probabile, probabile, però bisogna cercare di averlo sempre in giornata. È quello il fatto. Sì, c'è anche da dire che delle scappate. Ho lagato, Esatto, beh? esattamente. Un pochino sì, un pochino sì. Poi vediamo altri commenti. Lo prendiamo al Fanta Pereiro? Vediamo, vediamo. Poi Zares chiede all'Eccelso qual è il futuro per i nostri ragazzi, presidente? Ah, presidente adesso sono il Eh sì, presidente. eh sì. Ah, aspettate, allora rispondo a questa domanda conciata in un modo un po' differente, o meglio, come inizio live. Oh. Oh. Allora, no, però la voce alla Giulini sinceramente non la so fare. Mi dovrei Basta rasare. che tiri un po' in fuori i denti davanti, stai un po'. Sta degenerando questa live piano piano. I nostri Mister Maran con il Mister Maran andranno tutti all'Olbia sino a 30 anni per poi tornare come sull'esempio del buon ragazzo e fare gol che ci darà un punto importantissimo in trasferta. Faranno così Marigosu, Lombardi e tutti gli altri giovani promettenti della primavera. Bellissimo. Tra l'altro, prima mi pare di aver intravisto una domanda che riguardasse proprio uno dei nostri giovani, che è Marigosu, chiedendo perché non lo fanno giocare. A me la risposta sembra veramente ovvia e palese, però facciamo finta che non lo sia. Secondo te conviene magari portarlo in prima squadra e fargli giocare, che ne so, ogni tanto gli ultimi scampoli di qualche partita? Stiamo parlando di Marigosu, eh? Sì, sì, ma a parte che non è, a parte il ruolo, non è tipo un'ala lui, non è una specie Se di non mi ala, sbaglio una è roba del un genere. tipo esterno ala, però te lo dico, Esatto, cioè, vabbè, appunto, vedi, cioè, ecco, nel modulo nostro già Nala è un po'. No, comunque, mettendo che sia anche disponibile, io non, cioè, nel senso, non lo so, secondo me è meglio fargli fare prima. No, anche perché Maran sicuramente non lo schiererebbe mai, 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 mai. Questo, ragazzi, è un presupposto che ormai ce lo dobbiamo mettere come paletto. Poi io, secondo me tante volte i giovani messi come le mette Maran li bruciamo solo. Li bruciamo solo. Quindi, sin quando c'è Maran, ragazzi, c'è poco da fare. Secondo me, con i giovani. È inutile far di questo tipo. intanto ti dico che Marigosu è un trequartista, che può giocare anche da ala. Ah, trequartista. No. Ed è arrivata anche la Ma, notifica ragazzi. dall'applicazione del Cagliari. Castro è andato alla SPAL in prestito con obbligo di riscatto, quindi Castro è praticamente un nuovo giocatore della SPAL. Ah. Beh, Allora, per loro comunque un grande andiamo avanti. acquisto, eh. Sì, specialmente con l'obiettivo che hanno, che è quello della salvezza, è un grandissimo acquisto. Sì. Soprattutto dopo aver perso un giocatore come Kurtic. No, chi è che Sì, sta? sì, sì. Kurtic. Sì, Kurtic, Ah, che è mi sbaglio andato sempre. al. No, ecco, ce l'abbiamo al Parma, vero? È andato? O dico una baggianata? Sì, è Kurtic, perché mi sbaglio sempre da Kurtic e Kuška.
mi sbaglio sempre. Che poi Dato stanno al tutti e due al Parma Parma. comunque. Esatto. Poi vediamo un po'. Un messaggio Agli Rosso dalle Blu dice Sony, che Rogue ne Nandez vale vale 40 60. milioni. Condivido! Esatto, Condivido! esattamente. Tutti pro Rogue, ragazzi. Forza Marco Rogue. Poi Antonello dice se il Cagliari avesse avuto Zola come allenatore, Marigoso avrebbe esordito. Probabile, però Zola non è allenatore, non so se dire purtroppo o per fortuna, Ma sti cazzi. però cioè, sinceramente mi piacerebbe ogni tanto vedere qualche ragazzo della primavera esordire, però mi rendo anche conto che ci stiamo giocando un qualcosa di veramente importante che non capita tutti gli anni e quindi magari fare affidamento su quelli fidati non è poi una scelta così sbagliata. Poi una domanda che volevo fare all'Eccelso riguarda Robin Sperando che non laghi, Olsen. così ti sento. Vada. Secondo te è stato giusto, perlomeno per adesso, tenere Robin Olsen come secondo? Beh, assolutamente sì, anche perché alla fine Cragno le reali condizioni ha fatto una partita, però non le conosciamo. Ripeto, non c'entra un cazzo, ma è lo stesso discorso di Nandez. Cioè, come di Nandez adesso c'è la gente, non ci sono più le questioni, ha giocato 2 partite buone e quindi è tornato quello di prima. No, adesso vediamo da qua altre 3-4 partite come gioca. Se poi da 5 partite con continuità è un conto. Stessa cosa Cragno, adesso vediamo 5 partite di fila come le gioca, come le gioca. Se poi ha una ricaduta nell'infortunio, grattiamoci tutti, grattiamoci veramente. Però ragazzi, senza Austin ci sarebbe stato Rafael. Io Rafael l'ho sempre difeso, ma l'avete visto che cazzo di portiere è? Cioè io sono sicuro che con Olsen ho fatto con la Lazio non avremmo perso, secondo me. Io adesso, cioè non è solo l'intervento, è la sicurezza che dà un portiere alla difesa, a tutti, perché a me Rafael faceva sudare, io mi dovevo cambiare nelle partite perché facevo schifo, ok? E farmi una doccia prima e una doccia dopo, perché non usciva mai, quando usciva la perdeva, andava a vuoto, e così. Poi veramente, secondo me, è stato a conti fatti, guardate, c'è un acquisto alla pari di Rog, Nandez non sta rendendo benissimo sotto porta, ma un grandissimo acquisto anche se in prestito. Cioè io assolutamente sì, contentissimo che sia rimasto perché avevo paura. Condivido appieno il tuo pensiero perché effettivamente Rafael ha palesemente dimostrato che purtroppo non è più in grado di poter fare il portiere perché ma anche sotto l'aspetto semplicemente della gestione della difesa, che è proprio un aspetto basilare per un portiere, si è dimostrato lacunoso e di poco, veramente imbarazzante. E intanto Cherry è in prestito alla spalla. Dovrebbe essere prestito secco quello di Sì. Cherry. Già lo sapevamo, però è arrivata l'ufficialità. Esatto, prestito secco fino al termine della stagione. E questa è una grandissima cosa, dato che Cherry prendeva 1 milione netto. 1 milione? Cherry prendeva 1 milione, sì sì. Porca puttana. Se non mi ricordo male, Cherry prendeva 1 milione netto. Che vergogna, signori. Intanto Che Icknos vergogna. dice che assomigli tantissimo a Tarantino da giovane. Era bello lui? Sicuramente non come lei. Ah, ok, va bene, va bene. Quello è poco ma sicuro. Poi, poi Antonello dice che secondo lui il Cagliari sta seguendo l'esempio dell'Atalanta, ma la cosa è anche abbastanza palese visti i risultati della primavera. No, sì, quello è vero, quello è vero. No, poi abbiamo, se hai visto, abbiamo fatto parecchi acquisti anche
non so se anche negli altri anni facesse così acquisti Giulini, però abbiamo preso cosa, 3 giocatori per la primavera, mi pare, no? Sì, ne abbiamo preso uno dal Torino che abbiamo fatto uno scambio, poi ne abbiamo preso un altro Il straniero. polacco, non c'è? L'attaccante polacco, quello lì passa, come si Ah chiama? sì, Passa. abbiamo preso quello, poi ne abbiamo preso un altro di cui ignoro totalmente il nome, sempre straniero, e poi abbiamo Colombiano. richiamato altri giocatori da vari prestiti, quindi comunque Giolini sta investendo parecchio per la primavera e questa è una cosa molto molto buona. Tra l'altro, Sì, però poi siamo sempre lì, cioè siamo sempre lì poi, e se hai l'allenatore che non li mette, cioè Pinna, ragazzi, Pinna, cazzo, aveva fatto la prima partita e secondo me non dico giocare titolare, ma essere quantomeno una validissima alternativa, non neanche a Cancelo o a chi altro, a Cacciatore, cazzo, cioè siamo sempre lì. Non stiamo parlando di Cancelo davanti al giovane, stiamo parlando di Cacciatore davanti al giovane. Capite che se i Cacciatore, i Pisacane, ma veramente ne abbiamo di esempi allucinanti, devono coprire i giovani, allora lì sta il problema. Lì sta il problema. Non tanto nell'esordio di Marigosu, non Marigosu, di qua di là. Cioè, quando abbiamo certi scarponi, lì devi dare la possibilità ai giovani. Il problema è sempre quello, che abbiamo il grandissimo mago Maran in panchina. Purtroppo, ragazzi, è così. Purtroppo è così. condivido appieno il tuo pensiero, anche perché effettivamente Pinna nelle prime due partite, perché mi pare avesse giocato quella col Brescia e con l'Inter, aveva dimostrato comunque delle cose abbastanza buone. Poi c'è stato il tracollo in verticale di Cacciatore e secondo me lì era palese il fatto che Pinna dovesse avere qualche chance in più di poter giocare, perché comunque qualche cosa di buono l'aveva fatto e secondo me sicuramente non l'avrebbe fatto mai peggio di Cacciatore, quindi qualche chance in più gli poteva essere data e secondo me gli doveva essere data. Purtroppo Maran è fissato con quelli che prendono la pensione, è fissato con quelli che aveva già avuto precedentemente, magari sia al Catania o al Chievo, tranne per caso che l'ha tenuto in panchina perché avevamo un centrocampo da Madonna, e quindi ha fatto giocare sempre e solo lui, però bisogna dare l'opportunità a questi giovani di poter giocare, anche solo per approcciare inizialmente al campionato, per capire come funziona, perché dalla primavera alla Serie A c'è una differenza abissale, quindi bah, non continuerò a non capirla sta cosa. Intanto Iknos ci chiede: Despotov secondo voi tornerà il prossimo anno? Staremo a vedere. Staremo a vedere. Beh, sì, io penso di sì e spero di sì. A me Despodov l'anno scorso aveva fatto, a voi sembrava strano, un'ottima impressione anche. Mi ricordo quella partita in cui entrò contro l'Inter, prendemmo il rigore che poi Barella tirò alle stelle, non so se ti ricordi. Sì, sì, chi se lo Ma scorda? comunque no, a me aveva fatto una buona impressione da quel che so, e pur sempre il campionato austriaco e pur sempre la squadra in cui giocava Lico Giannis. Però sta giocando, sembra che stia veramente giocando molto molto bene. Addirittura l'hanno premiato come miglior attaccante nel campionato, una roba del genere. Fa assist, fa gol, combina, robe. No, secondo me è promettente, è promettente. Intanto salutiamo Nico che è entrato. Ciao Nico, un bacione. Ciao maestro, un bacio accademico al maestro. Che dice: Ciao ragazzi, mercato sufficiente. Mi sarei aspettato l'ingaggio di un difensore centrale, ma col 3-5-2 potrebbe dirottare Cacciatore come terzo in difesa e Nandez esterno di fascia. Da valutare. Ammesso e non concesso che Maran voglia utilizzare il 3-5-2 in questa seconda parte di campionato, bisogna valutare anche quello. O magari spostare Faragò come centrale, dato che l'ha già fatto ormai. Non lo so, il 3-5-2 a me non convince tantissimo, devo essere sincero. Però staremo a vedere. Effettivamente è da valutare. Anche il nuovo acquisto uruguagio è da valutare. Poi, ehm, altri commenti, vediamo un po'.
Icnos dice che Despotov in Austria sta facendo il panico. Buono, buono. Poi qui parlano del giovane Satriano, che era stato a un passo dal Cagliari, ma alla fine ha firmato per l'Inter. Mortacci sua, come si suol dire. Ah, e poi noi, tra l'altro, stiamo a parlare cacciatore, pinna, ma se siamo scordati che c'è pure Mattiello, è vero? C'è Io mi Mattiello. scordo pure di Mattiello. Mattiello, ragazzi, l'abbiamo visto con l'Inter. In realtà non mi ha fatto manco una brutta impressione in quei 10 minuti. Però io non so se sia rotto, in che condizioni sia a livello fisico. Il problema è che veramente sulle fasce, ragazzi, però posso anche spezzare una lancia a favore, posso, me la Vai, concedi? Allora, sulle fasce, ragazzi, bisogna dire che terzini, nel giorno d'oggi, io di buoni terzini ne vedo pochi. Sinceramente ne sto vedendo pochi. Cioè, quello è ma vero. andiamo a prendere come esempio la stessa Juventus. Cioè, ma la Juventus gioca, e poi parliamo di altri livelli rispetto al Cagliari, quindi non è che non voglia questi giocatori che citerò adesso al Cagliari, ma la Juve gioca con Danilo a destra. Cioè, non lo so, ditemi voi se secondo voi è un difensore adatto alla difesa a 4. Poi Alexandro l'altra che non mi ha mai fatto impazzire ed è Sciglio come riserva, ma perché? Perché non, cioè, secondo me non ce ne sono così tanti disponibili ad oggi. Quelli buoni li devi pagare tanto. Questa è l'unica lancia che spezzo a favore. Poi sti esterni ce li portiamo dietro da una vita, abbiamo sempre delle merde come esterni e quindi è così, è così. Però effettivamente ce ne sono pochi, se andiamo a vedere nelle varie squadre. Tutti hanno problemi con gli esterni. Quello è vero. Di terzini buoni ultimamente è difficile trovarne. È veramente molto molto difficile. Io avevo sperato molto in Florenzi, però purtroppo è andata al Valencia. E vabbè, è andata così. Quello sarebbe, ragazzi, quello sarebbe stato... Eh, Mamma mia. anche solo per 6 mesi sarebbe stata una roba allucinante. Una roba allucinante. Tanto ormai se ne stanno andando via tutti da Roma, quindi io un pensierino, anzi un'offerta vera e propria ce l'avrei fatta. L'unico Juan Jesus che, che ci ha rifiutato. Mamma mia. Ha rifiutato tutti Juan Jesus. È legato, è Rifiutato legato. tutti. Poi avrei preso Igor della Spal, dice Tob. Ci ha pensato la Fiorentina a prendere Igor. Però Igor è più un esterno che un terzino, perché qua con la Spal gioca col 3-5-2 e quindi lui è più un esterno che un terzino. Poi Nico dice Faragò verrebbe portato a centrocampo, suo ruolo naturale. Mattiello Vice Nandez, la gestione di Castro toglie un giocatore che poteva fare sia la mezzala che il trequartista. Infatti a me dispiace per quello e penso che doveva essere rimpiazzato Castro per il semplice fatto che è un giocatore molto duttile. Secondo me andava rimpiazzato. Sì, beh, c'era lì, come si chiama? Krunic forse che lo volevano vendere. Adesso non so se sia andato da qualche parte. No, è rimasto al Che... Milan Krunic. Però anche lì che il Milan facevano un po' svendita di giocatori, come è giusto che sia, come è giusto che sia, perché dopo che veramente ci leccato di tutto, secondo me quella sarebbe stata una possibile alternativa che costava relativamente poco, sì, penso sui 5 milioni avevo sentito, no? Igor? Poteva... No, Krunic. Ah, Krunic. Beh, a me Quindi piaceva all'Empoli Krunic, non era no, pure a male. me. Poi alla fine il problema è che vai a prendere uno così che poi alla fine ti fa cioè, la riserva, dai, perché con Rog, Nandez, vabbè, adesso Rog è rotto, ma comunque non penso avrebbe giocato titolare. Però comunque Castro, io non penso che l'acquisto di Pereiro sia fatto per rimpiazzare Castro, non lo so, ma perché non so il suo ruolo, non so come sia questo Gaston Pereiro, cioè, ripeto, siamo nelle mani degli osservatori del Cagliari. Eh, Pereiro ti posso dire che è un trequartista barra ala e come caratteristiche più o meno è un po' un Suso, mm. nel senso è un giocatore che dalla fascia cerca molto di accentrarsi per tirare.
come caratteristiche più o meno, da quello No, che io ho non lo letto. so, ripeto, cioè quando arrivano questi giocatori guardiamoli sempre e poi ne parliamo senza farci pipponi mentali su video YouTube o roba del genere, cioè alla fine Esatto, se è sempre quello, è sempre il discorso. sì, i giocatori bisogna assolutamente e solo valutarli quando li si vede in campo, perché prima si fanno solo ipotesi, perché di quello si tratta. Poi Francesco dice ultima ora Van Dijk è un nuovo giocatore del Cagliari, effettivamente assolutamente sì, Farà panchina, comunque farà panchina. è ovvio, c'è Cepitelli davanti, quindi No, Pisacane anche. scusa, L'ultimo della difesa. esatto. Mm. Poi, ma in B possibile non ci fosse un buon difensore da prendere? Bella domanda, non capisco perché il reparto più disastrato non sia stato rinforzato, non riesco a capacitarmene. Io Ma ero sicuro che un centrale non sarebbe mai stato preso perché sta rientrando Cepitelli, però la cazzata è stata fatta 6 mesi fa, ragazzi, mandando via Romagna. assolutamente, Cioè, la assolutamente. cazzata lì l'abbiamo fatta. Poi adesso potevamo rimediare al 10%, perché uno come Romagna a quel prezzo, che tra l'altro quanto l'abbiamo dato via? 6-7 milioni, non lo so. Le cifre non le so. È comunque una cifra, insomma, non è che dici sono arrivati lì con 30 milioni, e allora glielo devi dare. Cioè, quella è stata un'altra stronzata fatto in virtù di che cosa? Di un'altra stronzata della società che era stata quella di scegliere Maran. Cioè, se io non capisco Romagna perché sia stato così tolto dal giro, che quando giocava a me sembrava uno dei più forti dietro. Quando c'era Romagna e Cepitelli, ragazzi, per me era una goduria allucinante vedere quella difesa. E soprattutto non vedere Pisacane, quella era una tripla goduria che Miro non approva, però. E niente, quindi questo. Io poi adesso non so se ci fossero difensori, non difensori disponibili, dico. Beh, sicuramente si poteva fare un tentativo per qualcuno, quello è poco ma sicuro. Però, come hai detto te, la cazzata è stata fatta 6 mesi fa. Perché è in estate che andava rinforzato quel reparto, è stato venduto Romagna per puntare tutto su Valukiewicz, però un po' l'effettiva non eccellenza della difesa e la sfiga ci stiamo ritrovando con una difesa che va avanti a stento, quindi magari tentare di rinforzarla nel mercato invernale non sarebbe stata una mossa così brutta, mettiamola così. Tob dice però Romagna sta facendo schifo, effettivamente al Sassuolo non sta brillando Romagna, quello è vero, però è un giocatore che se tu ti fossi venuto adesso non penso staresti piangendo così tanto per la difesa, poi tutto può essere perché stanno a parlare di se e di ma, però Certo, certo. Poi aggiungo solo una cosa, il difensore sarebbe servito a maggior ragione, visto che abbiamo appena, tra virgolette, sperimentato il 3-5-2. Cioè, di nuovo, eh, secondo me lì abbiamo peccato, non lo so, a me questo mercato invernale mi aspettavo di più, forse sono troppo speranzoso, troppo fiducioso in questa società, però vabbè. poi c'è Giorgio che dice dovevano fare una cosa e non sono riusciti a fare neanche quella. Purtroppo ormai non è nemmeno un qualcosa di nuovo, perché è praticamente dai tempi di Isla, da quando se n'è andato Isla che non abbiamo più un terzino destro, cioè, che è veramente imbarazzante come cosa. Però, Assolutamente. però vabbè. Francesco dice, io Cherry alla spalla gliel'avrei dato a titolo definitivo. No, secondo me invece a parte che non l'avrebbero preso, secondo me non l'avrebbero preso a titolo definitivo. E poi il discorso è quello, ragazzi, cioè adesso a Cherry quanto pensate ve lo possono comprare? Uno, due, cioè io non lo so. A numeri alla mano a me viene difficile pensare che qualcuno lo possa comprare più di 2-3 milioni. Sì, Mila, tu che dici? E magari, non lo io- so, fa 6 mesi buoni alla spalla e magari torna che ne vale 6, non lo so, di milioni, e qualcuno te lo compra quest'estate.
e alla fine noi abbiamo fatto uno scambio di prestiti, pippa per pippa, merdone per merdone, va bene. Devo essere sincero, a questo punto io mi sarei tenuto Cherry, ma giusto per l'età, giusto per quello, perché alla fine stiamo, secondo me, sempre parlando dei due braccia rubate all'agricoltura e non dei giocatori, quindi... Sì, sì, c'hai Però vabbè, ragione. giudizio personalissimo. Poi Nico dice, la squadra si costruisce in estate, consona agli obiettivi da perseguire, a gennaio si fanno aggiustamenti. Quello assolutamente siamo totalmente d'accordo, Nico. Quello assolutamente. Infatti, l'abbiamo detto, la cazzata il Cagliari l'ha fatta in estate, però Esatto. effettivamente la difesa andava rinfoltata, nuovo termine, rinforzata. Cacciatore e Ligo Giannis potrebbero essere delle opzioni per la difesa a 3. Secondo me più Ligo Giannis che Cacciatore, dato che Condivido, Ligo Giannis condivido, c'ha il condivido. fisico. Esatto, esatto. Cacciatore io meno lo vedo in campo, meglio me sento, quindi... E su questo penso siamo d'accordo tutti, ma proprio tutti. Assolutamente. Mamma mia. Poi Fabrizio ci fa un commento che c'hai ragione, però allo stesso tempo c'hai torto. Perché dici Rugani ci faceva schifo? Non ci faceva schifo Rugani, ma alla Juve gli si è rotto dei Miral. E quindi per forza di cose dovevano far trattenere un centrale, dato che sono limitati. C'hanno Bonucci che vabbè gioca sempre, Chiellini che è rotto, Demiral che è rotto, e gli sono rimasti De Ligt e Rugani, se non me ne so dimenticato qualcuno, quindi sarebbe Sì. rimasto a prescindere Rugani. Cioè, io avrei preso Fazio, che non sarebbe stato male, però Ma Fazio gioca ancora alla veniamo al Roma giudizio. o zero? Ormai c'ha Smalling e Mancini davanti, Ah non no, è penso vero, c'è giochi. Smalling e Mancini ci sono, no, è vero, è vero. È vero. Poi c'è Simese, c'è Ale che dice: Io sono fiducioso su Paloschi. Dopotutto, vedi Simeone e Olsen. Erano destinati alla Fiorentina e alla Roma, eppure con noi stanno facendo benone. Ah, erano detestati alla Fiorentina e alla Roma. Ma quello sicuramente, però, cioè, Simeone qualcosa di buono alla Fiorentina l'ha fatto vedere. Olsen è il portiere da nazionale svedese e quindi una pippa non è che può essere. Paloschi ha fatto 35 anni in under 21 Paloschi. No, no, con tutto rispetto, gioca alla SPAL. Cosa ha dimostrato alla SPAL Paloschi? Parliamoci chiaro. Non ha dimostrato niente. No, ma infatti... Boh, non, No, ma poi prima vedevo qualcuno che non lo so. ricordava i 60 gol fatti da Paloschi, però questi 60 gol fatti Sì. erano di quante ere geologiche fa. Cioè, Eh. allora prendiamo tra 100 anni, prendiamo Ronaldo, ah guarda Ronaldo aveva fatto, lo facciamo risorgere, viene e aveva fatto questi gol, ho capito, ma... Mm, che poi io tra l'altro mi ricordo il primo gol che fece Paloschi in Serie A, che esordì a tipo 19-20 anni, entrò e dopo 20 secondi fece gol e se non mi sbaglio era un Milan-Siena, pensa un po'. Ero ragazzino io, ero piccolo io, pensa un po'. Allucinante. Poi, ehm, eh? Paloschi è una riserva che non può rompere le scatole, non può rompere troppo le scatole con pretese di titolarità. Quello assolutamente è stato preso apposta per quello, però sinceramente a sto punto io mi sarei tenuto Cerri. È quello il fatto. È vero che se mandi via Cerri te togli 1 milione di ingaggio, ricordiamolo, 1 milione di ingaggio. Tra l'altro, Però, domanda, ma secondo eh, voi faranno il video presentazione di Paloschi? guarda,
Il Cagliari ha pubblicato un video pochi minuti Lo fa. vi... Ah, ma non quello di Pereiro, un altro? No, non è quello di Pereiro. Adesso ti dico se è quello di Paloschi o meno. Ah, Vediamo ok. un po'. Sì, è di Paloschi. Oh, per carità. Vediamo un po' che cazzata hanno fatto, mo. No, a me mi fa senso anche solo vederlo con la maglietta del Cagliari, vi giuro. Mamma mia, quanto è brutto. Sì, effettivamente. No, no, è bruttissimo. Adesso lo faccio vedere anche a voi. Questo è il video presentazione di Paloschi. Guardate quanto è brutto con la maglietta del Cagliari, mamma mia. Vabbè, dai, hanno fatto una cosa abbastanza indolore. Si vede solo per qualche secondo. No, comunque, ecco, concedetemi un secondo per fare i massimi complimenti al brand Cagliari Calcio e chi ci sta dietro, perché veramente, ragazzi, c'è stato un aumento di qualità nelle presentazioni, nei post. Io ogni tanto mi faccio i cazzi delle altre squadre, vado a vedere i social di Instagram delle altre squadre. Io, sinceramente, ne ho trovati pochi curati come il nostro. È una cazzata che rimane extracampo, ma bisogna dirlo, bisogna dirlo. Questa invece è una vittoria della società che magari sul campo ha fatto un po' di stronzate negli ultimi anni come acquisti, però bisogna dire che extracampo sta operando anche da azienda, sì, ma sta operando da grande squadra, bisogna dirlo. Su questo siamo totalmente d'accordo, perché a me penso che l'esempio più lampante sia il video presentazione di Nandez, che fu un qualcosa Sì, di veramente spettacolare, da brividi. Poi sì, anche col condivido. Ninja, il ritorno del Ninja, hanno fatto Rogue con la casa di carta, la casa de Ora facciamo un gran Castello. casino, un gran casino. Esatto, cioè veramente sotto questo aspetto hanno fatto no un passo in avanti, 100.000, perché è veramente un qualcosa di fantastico. Quindi sotto questo aspetto tutti i complimenti ai social media manager dei profili del Cagliari, perché veramente spettacolare. Ma mi viene in mente anche l'iniziativa con Simeone, cioè il primo che si presentava allo stadio riceveva la maglia di Simeone, cioè una cosa fantastica, Sì, veramente sì, sì. Sì, sì, no, fantastici. un passo in avanti da quel punto di vista pazzesco abbiamo fatto. Poi c'è Alessandro che dice che guarda che 2 o 3 anni fa era un mostro Paloschi, lo è anche adesso, è ancora un mostro, ma nel senso più brutto del termine, quello è il fatto. È Adesso quello è il così, problema. Paloschi domani esordirà, magari non è neanche... Ma Mamma mia. dovesse essere convocato esordirà, boom, tripletta, Ma io Chelsea me e lo Miro auguro. zittiti. Io me lo auguro, però non ci credo proprio per niente, dai. Poi c'era un commento di Ale che concedetemi un off topic. Il Genoa ha mandato Candela in prestito all'Olbia. Io non ho la minima idea di chi sia. Devo essere sincero, non lo conosco. Assolutamente no. Tra l'altro l'Olbia naviga in brutte acque, Sì, mi sa che quest'anno non lo di. non lo dico, non lo dico. Non lo dire, dai. Speriamo bene. Mm. Poi, eh, yeah. Ciao Sarrischi, abbiamo parlato un po' di tutto. Abbiamo parlato di questo calciomercato, abbiamo parlato di quello che il Cagliari poteva o non poteva fare, un po' di tutto, dai. Poi salutiamo Salvatore che va. Ciao Salvatore. E niente, dai, per adesso non stanno arrivando altre domande, quindi io detto questo. Ah,
Io che mi fumo questa spenta, complimenti. Allora, secondo te, domandona, Matt, Vada, vada. il Cagliari esce rinforzato da questo calciomercato? Ragazzi, allora, esce rinforzato? Beh, rinforzato mi sembra difficile. Cioè, dovesse uscire rinforzato vuol dire che Gaston Pereiro è veramente un crack. Allora, io faccio un'altra premessa delle mie. Allora, Gaston Pereiro, per il prezzo per cui arriva, è comunque un... Anche dovesse essere poi uno scarpone, però 2 milioni e mezzo sono comunque pochi. Cioè, sono Un pochi alla giocatore fine. che ne vale 10. Anche, no, ma al di là di valori ipotetici, ok? Qua comunque a dati alla mano, lui è arrivato, ha fatto un bel po' di gol in Olanda, non da prima punta. E questa è la cosa che, cioè, 2 milioni e mezzo, uno, cioè, Ceter l'abbiamo pagato 3 milioni e mezzo, ragazzi. Ma adesso una quantità di giocatori che abbiamo strapagato. Lui 2 milioni e mezzo, questo è un buon prezzo, partiamo da lì. Quindi qua siamo stati bravi. Però adesso uscire rinforzati, secondo me, comunque alla fine abbiamo dato via Castro, eh, ma rinforzati no di sicuro, no di sicuro. Ci troviamo con un Pinna in meno, ma in realtà Pinna non è che ci tolga forza alla squadra perché poi Maran non l'ha mai fatto giocare. Quindi magari nella nostra testa diciamo adesso non abbiamo neanche Pinna, ma a Maran non cambia niente. Che avesse Pinna, avere o non avere Pinna, lui non cambia assolutamente nulla. Quindi questo è quello che penso io. Secondo me ne usciamo, eh, ma non lo so, indeboliti secondo me neanche, normali, 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 Dello dai. stesso modo di come ci siamo entrati praticamente. Sì, 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 dai. Ok. Invece l'acquisto che avresti fatto ma che il Cagliari non ha fatto. Beh, Florenzi ti direi. Direi Florenzi. Ti Mica direi stupido, Florenzi perché no, allora io avessimo preso Florenzi, veramente avrei fatto una campagna di propaganda pubblica sul mio canale per l'Europa League, assolutamente sì. Beh, con Florenzi la società avrebbe mandato un messaggio chiarissimo. Ecco, e qua parliamo di nuovo di messaggi mandati, cioè se il Cagliari è sesto, quando è proprio sesto, quando entri in campagna calciomercato, anche a più punti dalle inseguitrici, e, e comunque vedi che delle falle, cioè la squadra è buona, ok? Io questi 11 così, sinceramente da tifoso del Cagliari non li ho mai visti, perché avere Nandez, Nainggolan, Rog, Simeone e questo João Pedro, per me è un onore da tifoso del Cagliari, averli a Cagliari. Quindi facciamo questa premessa. Detto ciò, ci sono delle pecche nella squadra? Sì. Vuoi puntare all'Europa League? Vuoi essere sicuro, quantomeno vuoi provarci fino all'ultima giornata? Di entrare in Europa League, bene, prendi un terzino destro, prendi un centrale difensivo e un centrocampista, perché poi abbiamo visto che anche lì, se se ne va Castro e cose, non è che siano copertissimi, ok? Questo è il discorso che volevo fare. Ma comunque, non vuoi prendere il centrocampista, prendi un terzino e un centrale che servono, che servono. E qua è un ennesimo cioè, il messaggio che non... Ecco, Matt, non ti dimenticare dell'uomo cranio. Sì, no, è vero che è tornato, siamo usciti più forti, ma quello alla fine è un rientro indipendente dal mercato. E niente, questo è il mio pensiero a proposito. Invece questa volta io non sono d'accordo con te perché penso che il Cagliari sia uscito indebolito da questo calciomercato. Perché specialmente a centrocampo, ma anche solo per una semplice questione numerica, perché se n'è andato via De Iola che può essere una pippa quanto vi pare, però se n'è andato via e non è stato preso nessuno per rimpiazzarlo. E oltre a De Iola se n'è andato via anche Castro e il Cagliari non ha preso nessuno a centrocampo e questo già mi fa pensare male. Gli acquisti in difesa andavano fatti e non sono stati fatti. La cazzata è vero, è stata fatta 6 mesi fa, però il mercato invernale esiste anche per questo, per mettere le toppe negli sbagli che hai fatto precedentemente e anche questo il Cagliari non l'ha fatto. Per quanto riguarda l'attacco, più o meno stiamo sulla stessa situazione di prima, però ripeto, se devo dar via Cerri per prendere Paloschi,
io mi sarei tenuto Cherry anche se costa... Mattiettelo. Citte carezza. Eh, non lo so, secondo me ai miei occhi esce indebolito. Mancano troppe cose, mancano veramente troppe cose. Però purtroppo, e devo dire purtroppo, Carli ci aveva avvertito nella conferenza stampa perché ha detto che la rosa non sarebbe stata riroccata più di tanto. Ed effettivamente così è stato. Purtroppo è stato così. Quindi intanto Crosta è andato a Renate, Sì, avevo letto. è arrivato all'ufficialità e non lo so. Poi vabbè, ricordiamoci sempre che abbiamo recuperato Cragno, stiamo recuperando Pavoletti, quindi comunque i giocatori bene o male ci sono. Però, boh, ai miei occhi Posso esce farti una indebolito. domanda? Posso farti una Certo. domanda? Allora, quando rientrerà Pavoletti, ok? Quindi vabbè, stiamo parlando di futuro, neanche prossimo perché sarà marzo, metà marzo, quel che è. Mhm. Simeone, Sì. beh, Gio Pedro, direi che dopo questa stagione è intoccabile. Simeone, te come lo vedi? Io ti dico già come la penso. Simeone, per me, toglierlo, magari tanti tifosi saranno contenti perché, non so, a me Simeone fa impazzire, cioè come fa un lavoro che tanti purtroppo non lo vedono. Quello è vero. E su questo siamo d'accordo. La domanda era se vedo Pavoletti giocare a fianco a Simeone praticamente. Sì e no, cioè, oppure se Simeone va in panchina o chi rimane in panchina, non lo so. Secondo me se metti Simeone in panchina fai una grandissima cazzata, ma Nel Marana enorme allora lo proprio. farà. Esattamente, perché, perché Simeone è un giocatore fantastico che effettivamente a molti, giustamente essendo che gioca come prima punta, importa solo vederlo segnare, cosa che ahimè purtroppo non fa spesso, però bisogna riconoscere che il lavoro che fa Simeone secondo me è secondo a quello che fanno Nainggolan e Vi Robben, dico una cosa, quindi tra loro. ragazzi, posso dire una cazzata? Domani Simeone segna. Vi dico una stronzata, Eccola. adesso toccatevi, non me ne frega niente, ma domani Simeone segna, ve lo dice l'Eccelso, sono sicuro che domani segnerà, assolutamente sì. E se lo dice l'Eccelso l'abbiamo messa in banca, ragazzi. Non è un'affermazione, è una predizione la sua. Sono Quindi, sicuro. quindi andatevi a giocare Simeone marcatore, mi raccomando. Comunque no, secondo me Simeone in panca sarebbe un oltraggio. Un Eh, oltraggio, condivido. di fianco a Pavoletti, secondo me cozza veramente tantissimo Simeone, di fianco a Pavoletti. Perché Pavoletti è un giocatore che lui non ce l'aveva nessuno vicino Pavoletti, non ci deve avere nessuno. E Simeone è un giocatore che fraseggia, che gioca palla a terra, non è un giocatore che va tanto sulla fascia, lui deve stare nella difesa avversaria e con Pavoletti costerebbe veramente tantissimo. Quindi secondo me gioca o uno o l'altro. O Sì, gioca Pavoletti anche o perché poi gioca ci sarebbero Simeone. difficoltà con il modulo. Esatto. Cioè, Joao Pedro non lo puoi togliere alla fine, ragazzi. Joao Pedro non si può togliere questo Joao Pedro. Nainggolan ovviamente non lo puoi togliere e sono due trequartisti, quindi vabbè, comunque queste sono Esattamente. riflessioni che poi abbiamo fatto per il futuro. Esattamente. Intanto Zares dice Faloschi farà benino, segnatevelo. Zares, però devi avere il benestare dell'Eccelso per fare le predizioni, perché Del presidente, chiamatemi presidente. esatto. Guarda Matti, ti lascio un attimo la gestione della live a te, poi se puoi dare un attimo a controllare i Vada, commenti, vada. 2 minuti e torno. Se non lago come Forsennato, adesso lagherò per i prossimi 2 minuti comunque. Allora, ragazzi, io andrei alla letta dei commenti, vediamo un po', ragazzi, tenetemi compagnia
con i commenti. Ecco, io mi vorrei collegare a un discorso su Nainggolan. Ci vorrebbero 11 Nainggolan. Ora io dico una bestialità, ovvero Nainggolan è un fenomeno, è un giocatore fenomenale. Però vi chiedo, Nainggolan secondo voi è al top, cioè così decisivo nelle ultime partite? Ok, ha segnato con l'Inter una deviazione, ma secondo voi è così decisivo nelle ultime partite? Io sinceramente lo vedo parecchio sottotono, poi magari un'impressione mia, però io lo vedo un po' in difficoltà, in tutta sincerità, Poi Trogu Lasio ci scrive: Paloschi per Cerri un'ottima operazione di mercato, Cerri un paracarro che non vede la porta neanche se lo ammazzi. Beh, questo è vero. Paloschi gol in Serie A li ha fatti e sa come si fanno, sono sicuro che farà bene. Allora, io ripeto, come ho detto all'inizio live, per chi se lo fosse perso, lo scambio è buono perché è uno scambio di prestiti ed è sempre lì, cioè Cerri comunque adesso non vale nulla, magari tra 6 mesi varrà di più, lo potremmo vendere ad una certa cifra. E noi nel mentre ci siamo anche levati uno stipendio importante. Io Paloschi spero che prenda meno di 1 milione di euro, non lo so. Però penso di sì. Eccolo, Eccomi Matti. è tornato qua il presidente, no, il presidente 2. Mi sono andato a prendere un qualcosa che era d'obbligo oggi. Quindi... Bravo, io ce l'ho sotto, se no... Allora, no, ecco, infatti no, qua comunque in tua assenza ho fatto una riflessione su Nainggolan, no? Perché io Nainggolan lo sento e io sono il primo anche ad idolatrarlo, ok? Perché Sì. comunque è un fenomeno, è un fuoriclasse, però ultimamente, secondo me, al di là del gol con l'Inter, vabbè, ma lì è una deviazione, cioè un gol un po' veramente casuale, secondo me è totalmente fuori forma, secondo me. Forse perché eravamo abituati al Nainggolan dell'ultimo periodo, però io l'ho visto veramente sottotono e vedo che ho avuto un riscontro abbastanza positivo. Beh, c'è anche da dire che nell'ultimo periodo un po' tutti erano fuori forma, eh? No, Non solo questo è Nainggolan. vero. Questo è vero, però secondo me c'è una cosa, lui secondo me dopo che ha visto che c'è stato un periodo dove effettivamente ogni volta che tirava faceva gol, si è messo nelle ultime partite, non so se l'hai notato, col Brescia, ma che praticamente ogni volta che aveva la palla la tirava, la tirava, prendeva il difensore, rimpallava. Non lo so, poi è un capitano, ragazzi, cioè io non voglio criticare Nainggolan, lungi da me, però voglio dire, attenzione a idolatrare troppo che poi ci rimanete ancora male, magari se gioca male, o cose del genere. Intanto, Matti, mi stanno sanguinando gli occhi. Che succede? Eccolo lì, adesso mettiamolo come sfondo del cellulare. Cioè, lui rimane qui per 6 mesi, sta così, lo scudetto del Cagliari. E noi siamo qui a fare live, dovrei esserci io. Esatto, ci dovremmo Ragazzi, essere noi. andate a scrivere sui social del Cagliari Calcio che ci dovrebbe essere l'Eccelso. Andate ora e poi tornate subito qui. Esatto. E Miro in panchina al posto del pelatone Varane. Sono usciti anche i video di Gaston Pereiro e di Paloschi, vediamo un po'. Ciao a tutti, tifosi rossoblu, ci vediamo presto, Forza Castello. Ma speriamo di no, ma speriamo di no. Ma anche no. Ma ti prego, ma no, ma non speriamo di vederci il prima possibile. Con tutto rispetto. Poi andiamo a leggere un po' dei commenti, dai. Nainggolan ha preso un palo con l'Udinese, col Brescia ha coperto qualsiasi ruolo e si è fatto il mazzo. Inoltre agisce da capitano anche nello spogliatoio. Vabbè, Nainggolan è un leader, è un trascinatore. È un leader, ragazzi. Ma infatti io, cioè, non è che volessi criticare Nainggolan, semplicemente... Cioè, diciamolo, come quando Nandez faceva cagare, quando Nandez faceva veramente schifo, non se lo diceva, va detto, adesso Nainggolan non è il massimo della forma, e prima un ragazzo scriveva ci vorrebbero 11 Nainggolan, sì, ma Nainggolan di questo periodo, io preferirei avere 11 ROG prima dell'infortunio, sinceramente,
che corrono come dei dannati. Secondo me deve ritrovare la forma migliore e poi ci trascinerà ancora di più di quanto non stia facendo. Intanto Matti puoi spammare il tuo Instagram dato che Francesco ha chiesto come ti chiami su Instagram. Matti con la I, no, con la I, Matti con la I, trattino basso, Longi. Quindi ragazzi, tutti a seguirmi. Andate tutti a seguire Mattia anche su, anzi, l'Eccelso, anche su Instagram. Poi andiamo avanti. Givar dice Paloschi con la maglia del Cagliari è terribile. Condivido appieno. Ma proprio è un qualcosa di bruttissimo. Ci ha anche minacciato. Preferivo il regista. Il regista Cyril Theroux aveva il suo fascino, comunque. Esatto. Dovevano usare quel video come video di introduzione. Esatto. Ci fa l'introduzione. Bellissimo. Io intanto ne so sbavato tutto, ma non fa niente. È il bello della diretta. Allora, poi Raja è il miglior condottiero della Serie A attualmente. E beh, Raja sì, è tanta roba comunque. Ciao Gartal, ciao caro. Alessandro dice speriamo che Paloschi ci smentisca. Lo speriamo tutti, ma non ci crediamo tantissimo. No, sinceramente no. Decisamente no. Terò nemmeno lo fanno giocare a Firenze, non so se è rotto. Vabbè, Terò c'ha davanti uno come Vlahovic, cioè. Quando gioca Terò? Dai, parliamoci chiaro. Ah sì, scusa Alessandro, alla salute ragazzi, alla salute di tutti, anche alla tua Eccelso. Bevo per tutti voi. Il presidente acconsente. Ok, allora è quello l'importante. Oggi si fa uno strappo alla regola. Già. E poi io pensavo fosse più tardi, sono ancora le 10:20. Io pensavo fosse molto più tardi. Vabbè. Oh, intanto è arrivato l'ufficialità di Gervinho venduto. Ok. Buono. Tanto comunque non avrebbe giocato contro noi. Anche se io un No, io vi pensierino dico ce l'avrei fatto. su Gervinho, Sì, ma io no. Io sarò sincero, no. io sì. Cioè, ci avremmo avuto un Ibarbo coi capelli. Sarebbe stato bellissimo. Vabbè, oddio, i capelli di Gervinho non è che ce ne abbia così tanti, eh. Se c'è quella Però fascia che c'ha la gli... tenda del teatro, capito? Ibarbo manco quelli c'aveva. Io ci avrei fatto un pensierino, specialmente dopo il gol che ci ha fatto l'anno scorso, mortacci sua. No, vi posso dire che veramente adesso ripensandoci, domani col Parma abbiamo una grandissima occasione. Cioè, perché il Parma domani dovrà cambiare. Adesso attenzione, sto laggando probabilmente. Ecco, domani il Parma dovrà laggare, sì, dovrà cambiare completamente il modo di giocare, ok? Cioè, perché il Parma è una squadra che giocava sino a poche partite fa totalmente in velocità. E domani, come, cioè, Kulusevski non c'è, è appurato, cioè, non c'è, vero, domani? No, Ecco, Gervinho non c'è. Domani vuol dire che il Parma l'avranno sicuramente preparata in modo differente, questo sicuramente. Però è una squadra che ha sempre giocato in velocità con questo allenatore ormai da 2 anni e ha sempre fatto della sua forza le ripartenze. Quindi secondo me domani potrebbero avere delle buone... Adesso magari domani perdiamo 5-0, però secondo me domani abbiamo veramente una grande opportunità e il Parma non ha i suoi top. assolutamente, per quello bisognerà sfruttare l'occasione. Poi c'è anche da approfondire il discorso Cornelius, perché a me è stato detto che Cornelius oggi ha interrotto l'allenamento, quindi non lo so, staremo a vedere. Sicuramente bisognerà sfruttare l'occasione perché gli manca il portiere titolare, gli manca un giocatore come Kulusevski, Gervinho non c'è più, la prima punta gli si è rotta, l'altra prima punta non si sa se gioca a sto punto, quindi
è un'occasione più unica che rara, bisogna assolutamente sfruttarla. Poi, Francesco, non metto il countdown fino a mezzanotte perché è inutile, il calciomercato è già finito. Il calciomercato è finito alle 20 e invece per il Cagliari è finito alle 21. Quindi sarebbe inutile mettere un countdown per la mezzanotte e non andrà avanti la live fino a mezzanotte. Penso che per le 11, 11 e mezza finirà la live. Non durerà di più. Poi, Miki dice strano questo calciomercato. Ma strano in che senso? Il nostro o il calciomercato in generale? Poi, a meno che non abbiano un familiare di Maran, che tipo stesso modulo va bene tutto. Non ho capito una minchia, Francesco, perdonami. Non ho veramente capito una minchia. Poi, Alessandro, i convocati ancora devono uscire. Penso usciranno domani in mattinata. Secondo te ci saranno i vari Paloschi Pereiro? Sì? Sì, Sì. sì, sì, sì. Secondo me sì. Spero di no per Paloschi, ma sicuramente ci sarà. Minchia, ma ti immagini se domani segna? Ma sono contento se segna, solo che non ce la faccio a credere. Cioè, È vero, è vero, è vero. mi viene proprio difficile pensare a lui che faccia gol. È una cosa stranissima. Ah, Miki dice il nostro calciomercato è strano, mi dispiace per Albertone, poco sfruttato. Ecco, scusate ma il Knusa fa effetto. Poco sfruttato, sì, però bisogna anche capire che effettivamente Cerri non è un giocatore da Serie A, parliamoci chiaro. Io sto ancora esultando per quel gol contro la Samp, però non è un giocatore da Serie A. Quindi secondo me la cessione è anche giusta. È in prestito secco, quindi comunque a giugno rientrerà, però secondo me non è che quando rientrerà ci troveremo davanti chissà che giocatore. Ah no, questo penso anch'io. Il gatto con gli occhiali dice diamo fiducia anche a Paloschi, ma io gliela do la fiducia, ripeto, però mettere, cioè, io non riesco a credere che Paloschi potrà fare chissà che campionato, ma se mi smentisce io sul primo essere contento. Il primo, però Ma sì, ma pure io, ma pure io. poi Trogu dice scommettiamo che Paloschi farà meglio di Cerri? Vedremo, Vabbè, vedremo. è difficile fare peggio, cioè alla fine Beh, quanti gol ha Cerri fatto stiamo Cherry? parlando che ha fatto 2 gol in 2 anni. Cioè, ma fa un gol in 6 mesi, ha fatto meglio. Quindi, cioè, scusatemi, ragazzi, ragazzi, ma dai, ma a volte... Vedremo, vedremo. Poi Marani in conferenza ha detto che non può utilizzare un giocatore che non conosce. Cioè, ah. I nuovi acquisti. Ah, sì, il nuovo acquisto perché Paloschi Il lo nuovo qui, conosce. Paloschi lo conosce, titolare, domani titolare al posto di Simeone. Oh Lo mio conosce. Dio. Mamma mia, no. Ma sai che Secondo me adesso prima ci pensavo, Paloschi è uno, cioè poi io ripeto, non lo conosco come persona, quindi adesso tutta sta cosa, ragazzi, sono le solite cose che dico un po' stronzate. Però io quando mi ricordo, quando era al Chievo, vederlo di faccia, era uno di quei giocatori che mi dicevo, ma guarda, meno male che non è al Cagliari. Cioè c'ha proprio la faccia che non mi piace. Io adesso magari è una cosa mia, assolutamente. Però non lo so, io vederlo già non mi piace, una brutta presenza. Non è, non è ma a me che... non mi sa né di carne né di pesce Paloschi, proprio anonimo, totalmente anonimo. Anonimo, sì. Sì, sì. Poi
Il partenopeo ad oggi chi vedi in Serie B? Beh, chi vedi, Spal, basta che guardi la classifica. eh, Vabbè, secondo scusate, me battutaccia. Spal e Brescia retrocedono. La terza non lo so. Te, Matti? Allora, secondo me retrocede eh, il Genova, e ve la butto lì. Secondo me invece, ecco, vi dico chi retrocede di sicuro, che secondo me è il Genova, non lo so, non mi dà buone sensazioni. E invece chi si salva è il Brescia. Dici che si salva? Io non lo so, cioè io ragazzi, Tonali, non so, ultimamente non so perché, forse perché le danno sempre ad orari differenti, il Brescia lo sto guardando parecchio e Torregrossa è veramente contro il Milan non meritavano di perdere assolutamente. E Mm. io spero che si salvino, in realtà, non so, mi stanno... Tonali è veramente forte. Tonali è veramente forte, infatti la partita in cui non c'è stata, quanto hanno perso? 5-1 con la Sampdoria, una partita ignobile Sì. avevano fatto. Tonali è veramente fenomenale, Balotelli è una testa di cavolo, però boh, secondo me, non so, secondo me si possono salvare, non so. Secondo me invece Lo- il Genoa lo vedo male. Non dico che lo spero per loro perché, oddio, mi è partita la live col sonoro. Non spero che si salvano perché ne stanno un po' sul cazzo, però se si salvano buon per loro, mettiamola così. Eh, Ciao Miro, da una cosa all'altra, sono Red Blue Max del nostro Fantacalcio. Volevo chiederti come funzionano le finestre di mercato. Tu mi hai rotto il cazzo. Tu mi hai rotto il cazzo perché ogni volta che faccio un punteggio buono, te stai davanti. Hai rotto il cazzo, è una cosa allucinante. Io ragazzi non metto la formazione della seconda giornata. Complimenti. Meno male che lo dovevamo fare tutti insieme sto fantacalcio, eh. Eh beh, io lo sto Infatti, facendo. Io sono ancora nella Lega, sto facendo solo un atto di carità verso gli iscritti. un Ragazzi, fantacalcio con la Castellus Crew e questo manco mette la formazione. beh, ragazzi, questo è un atto di carità verso i miei iscritti. Io spero che voi ne stiate approfittando. Questa è la differenza tra un buon youtuber come il sottoscritto e Miro, insomma, che si descrive da solo con questi atti di crudeltà. Comunque, Max Baldo, allora, penso che il mercato lo aprirò al finire di questa giornata e lo terrò aperto fino al giorno prima che ricomincia la prossima giornata ancora. Quindi ci avrai più o meno un 4-5 giorni per fare il mercato e tutte le operazioni che vuoi. Comunque, per sicurezza, se hai Telegram, entra nel gruppo Telegram perché lì do la comunicazione di quando verrà aperto e verrà chiuso il mercato. Quindi, per sicurezza, se hai Telegram, entra nel gruppo così almeno lo sai e non sbagli. Poi, Genoa e Samp in qualche modo le salveranno. Mm. La Samp Beh, la vedo un po' effettivamente più avvantaggiata. col Sassuolo il Genova l'ha data, non so per chi l'abbia vista, ma ha rubato in tutti i modi quella partita Porca lì. troia, c'era un rigore inventato per il Genoa. Un Sì, gol, sì, un gol annullato al quello che hanno Sassuolo fatto... regolare Esatto, esatto. e c'era Ma il lì, fallo su ragazzi, Berardi sul gol del Genoa. A culo, sì, un sì, gol veramente di culo sì, una bruttissimo, cosa... No, no, ma infatti per rubatissima. quello... Comunque Anzi, Marana ha la detto che in faccio allenamento... No, ecco, Vai, vai, vai. leggi. No, leggi, poi ti faccio dopo la domanda. Ok, comunque Marana ha detto che in allenamento hanno lavorato col modulo di Milano e probabilmente ci saranno Oliva e Valuchevic. Staremo a vedere. Staremo a vedere. Te invece che stavi a dire, Mappi? Secondo te, invece, abbiamo parlato di chi retrocede, secondo te chi vince il campionato? Bella domanda. Però secondo me la Juve è un passo avanti. Purtroppo.
perché mi piacerebbe convincere Io qualcun non so altro. perché, allora, sai che io, e lo dico qua davanti a tutti, ragazzi, la Lazio mi sta proprio sui coglioni come squadra, lo Tito in primis, lo dico senza vergogna e consapevole dei 150 dislike che mi aspetta il video di ritorno, e io farò un altro video come ho fatto all'andata, non me ne frega niente. Quello che vi dico è che secondo me tra arbitri quest'anno, ragazzi, chi vede le partite, cioè ormai secondo me è una vergogna, è veramente una vergogna, e per me è un'agonia vedere le partite della Lazio. Secondo me vincerà il campionato la Lazio, e anzi faccio anche la guffata, faccio anche la Lazio vincerà di sicuro il campionato, ragazzi, e lo dico adesso, Addirittura. assolutamente sì. Dichiarazioni importanti dell'Eccelso, ragazzi. Sotto forma di guffate, ragazzi. Esattamente. Poi c'è così un Forza Inda, così. Perché, perché è giusto. Poi Alessandro dice la Fiorentina ha preso tutti, porca troia, è vero. La Fiorentina ha fatto un calciomercato bestiale, bestiale veramente. Si è presa Quamè, Duncan, Igor, Cutrone, chi cazzo ha preso poi? Oltre a questi, Ha preso qualcun altro, ma ne ha presi talmente. Allora, Duncan, Igor, Cutrone, Quamè, qua me, ecco, qua me ha preso pure. e non mi ricordo chi altro. Vabbè, poi Alessandro dice Sassuolo sta perdendo i pezzi migliori. Prima Champong, Babacar, Boateng, Sensi, ora Duncan. Cosa ne pensate? Ragazzi, è venuto a mancare il presidente e si vede che c'è qualcuno che ci tiene di meno alla squadra. Cioè, alla fine, questo mercato hanno comprato qualcuno? Sassuolo per adesso, da quello che mi ricordo, hanno preso un giocatore sconosciuto, tipo da un campionato stranissimo, Eh. e poi è ritornato Matri perché ha rescisso il contratto Vabbè, col Brescia. comunque praticamente non hanno preso nessuno. E comunque i Sì, in giocatori soldoni. li hanno dati via. E... Ma insomma, Sassuolo. Una situazione strana quella del Sassuolo. Sì. Ale dice il Sassuolo ne ha perse 3 di fila che le avrebbe dovute vincere tutte e tre contro Genoa, Napoli e la terza non ricordo. Contro il Genoa meritava totalmente di vincere il Sassuolo, ma a mani basse. Abbiamo parlato, sì, abbiamo detto. Contro il Napoli sinceramente non l'ho vista e l'altra nemmeno, quindi Amrabat hanno preso, Amrabat è forte. Amrabat è sì, forte, anche Gudelo del Genoa. sì, anche Agudelo è vero. Questo me l'ero perso, Amrabat e questo me l'ero Agudelo. perso. Tra l'altro Amrabat era da inizio gennaio che stava a trattare col Napoli, poi va alla Fiorentina, giustamente, perché si fa così. La Fiorentina si rinforza tanto a centrocampo che faceva cagare a centrocampo, ragazzi. Sì, Questo campava non con solo Benassi. Sì, no, ma delle cose. Benasce e Badel quando entrava, dai ragazzi, è imbarazzante. E, e Quantina? Ecco, mi è laggato. Quanti punti ha adesso la Fiorentina? Allora, te lo dico subito, la Fiorentina classifica, no calendario, classifica. La Fiorentina ha 25 punti, è tredicesima. E beh, comunque alla fine, ragazzi, a parte che siamo tutti lì, cioè Cagliari ne ha 31, no? Sì, No, dico, la Fiorentina secondo me come rosa adesso non mi sembra sia più scarsa del Cagliari e del Parma. no, quello assolutamente no, assolutamente no. Però secondo me questa è la stagione proprio d'inizio della Fiorentina, quindi è comprensibile se magari non Vabbè, riesce a certo, raggiungere. è una nuova era, una nuova cosa, sì. No, quello assolutamente, assolutamente. Occhio alla Fiorentina Poi perché i giocatori li ha è presi. tosta, veramente tosta.
Poi Alessandro, sì, Gervinho è ufficialmente andato via, non è più un giocatore del Parma. Yes. Poi c'è Giampaolo che dice: secondo me il Cagliari quest'anno farà bene a prescindere dal calciomercato. Lo speriamo tutti. Vabbè, ma comunque sta facendo bene, ragazzi. Sì. Caspita. Alla fine stiamo lì, stiamo ancora lì fortunatamente, quindi. E domani c'è uno scontro diretto. Comunque questa rincorsa all'Europa League mi ricorda parallelamente la rincorsa dell'Leicester al campionato. No, te lo posso dire, cioè è una bestialità probabilmente, però l'Leicester, vedevo l'altro giorno un post su Instagram, adesso il Liverpool ha 70 punti a fine gennaio. Leicester, quando vinse la Premier, la vinse con 81 punti. Cioè, questo cosa significa? Che quell'anno in cui vinse la Leicester vinse, sì, erano stati bravi, ma anche perché non c'era nessun altro. Quest'anno il Cagliari, alla fine, se si trova a competere con il Verona, anche c'è 2-3 punti dietro, e perché i vari Napoli, il Milan, anche che ha pari punti con noi, e arriva da un filotto di vittorie, perché non ci sono, non ci sono e stanno facendo fatica. Quindi quest'anno potrebbe essere, non solo perché abbiamo la squadra più forte, ma anche perché alcune top, tra virgolette, stanno faticando, potrebbe e dovrebbe essere l'anno buono e io ci spererò sino all'ultima partita. Poi magari non faremo più un punto sino a fine stagione, però Grattamose, per sicurezza. grattiamo. Che poi tra l'altro Assolutamente. sta a vedere adesso la classifica della Premier, tralasciando il Liverpool che ha ucciso il campionato perché a gennaio con 70 punti hai ucciso il campionato, bestiale. Sì, sì. Però comunque il Leicester è terzo, ma è a 3 punti dalla seconda che è il City, ma è a più 8 dalla quarta. Mhm. Non è per niente male, ma No, per no, infatti niente. sta facendo una grande stagione. Anche Vardy è tornato. Sì, per niente male. Poi Francesco chiede quante squadre abbiamo dietro che lottano per l'Europa? Sicuramente Parma e Milan, che stanno a pari punti. Poi il Napoli penso che comunque lotterà per andare almeno in Europa League. Quindi. Però adesso guardo la classifica. Dietro abbiamo, tralasciando il Milan in Parma, l'Hellas Verona a 29, il Torino e il Bologna a 20, il Torino, il Bologna e il Napoli a 27 e la Fiorentina a 25. Ma Quindi sì, alla fine, ragazzi, cioè, per quello domani è importantissimo vincere. Domani è sì, veramente importantissimo vincere. E avresti io tutti gli dico, sconti diretti a favore. se potete, ragazzi, andate a scommettere, mettete l'uno domani, ci dovete credere tutti, tutti. Ma ci dobbiamo credere tutti. Su. Chi scommette sa che il Cagliari non bisogna mai giocarlo, mai conflitti di Ragazzi, interesse nelle schedine. e beh, no, però a maggior ragione, no? Si tifa doppiamente. Quindi, Se signori, vinci godi il doppio, quello è poco ma sicuro. esatto. Max dice: abbiamo avuto un calendario con quasi tutte le grandi in casa e le piccole fuori. Ora il ritorno ci mette di fronte a quasi tutte le piccole fuori casa. Non so se sarà un vantaggio. Non lo so, però dobbiamo stare lì perché altre avranno regali. Assolutamente. Noi dobbiamo. Sicuramente anche altre squadre subiranno lo stesso calo che abbiamo subito noi e lì dobbiamo essere bravi noi a sfruttare i loro momenti negativi. Beh, Perché la stessa Roma è in fortunatamente. calo. Esatto, perché fortunatamente il nostro calo negativo non l'abbiamo subito più di tanto perché ci eravamo fatto un bel bottino di punti prima e quindi Sì. siamo riusciti a non sentirlo troppo. Però adesso dobbiamo sfruttare noi il momento negativo delle altre squadre perché tanto arriva per tutti, parliamoci chiaro. Quindi dobbiamo sfruttarli. Max dice 1 over 1,5. Vabbè, così vai proprio sul sicuro. A sto punto te giochi solo l'over 1,5 e vaffanculo. Tanto quanto sarà la differenza? L'uno sarà quotato a 1 e qualcosa,
o al massimo 2, e l'over 1,5 più l'1 sarà quotato a 1, 2 più 40 centesimi. Giampaolo dice comunque sia l'Europa sarà combattuta sino all'ultimo, molte squadre a pochi punti. Purtroppo sì, purtroppo sì. Però sarà più bello Sì, qualora ci sì. si qualificasse. Sarà ancora più bello. Il nostro callo è stato più che altro mentale, dovuto al furto contro le guaglie. Purtroppo. Però mi è giunta Ragazzi, notizia che qualche minuto fa dovrebbe essere finita Cagliari Lazio, eh. Devo andare a controllare, però forse è finita. ma al di là del furto e come arriva quella sconfitta per una partita in cui ragazzi noi eravamo in zona Champions lì, cioè lì quella, adesso quando io adesso non voglio andare a rileggermi quei commenti che c'erano prima di quella partita, ma lì c'era gente che pensava che il Cagliari potesse reggere un ritmo da Champions, roba del genere, quando al 92esimo noi stavamo vincendo 1-0, io avevo le mani nei capelli. Cioè io non ci stavo credendo, non ci ho creduto neanche al 98esimo quando abbiamo perso, sono sincero. Eh, però quella sconfitta per me in primis, ecco, quella sconfitta ho veramente tirato giù le Madonne quella sconfitta come le avevo tirate giù per la vittoria, cioè no, per il pareggio sul gol di Sau contro la Roma, sempre in casa. Non so, lì avevo proprio. O anche sì, forse addirittura di più del gol di Cerri contro la Sampdoria, perché quella partita ci avevano espulso 2 giocatori, eravamo riusciti a tornare. Quella non me la Insomma, scorderò mai. Non me la scorderò mai. Serna e Ceppidelli espulsi da Mazzoleni. mamma mia, Mamma. che pezzo di merda. Che goduria che fu però poi pareggiare. Contropiede De Sau. Mamma mia. Mamma mia. Mi sto emozionando. Sì, pure io, pure io. Max, sesto e settimo posto passano per le qualificazioni? No, Settimo magari. dipende. Il settimo Settimo, dipende dalla Coppa Italia. Se esatto. le due squadre sono già qualificate per l'Europa, il settimo posto vale per le qualificazioni. Eh. Se una squadra vince la Coppa Italia e non è qualificata per l'Europa, è fino al sesto posto. E in quel caso è quella che sta al sesto posto che fa le qualificazioni. Poi dice sempre Max, magari non siamo da lotta Champions, ma un po' tutti ci credevamo. Io no. Io no. Io neanche. Anche perché, cioè, sembrerà strano, ma io non spero che il Cagliari vada in Champions. Non so te, Matti, ma io non ci spero. Eh. O Beh, oddio, meglio, non a La terzo. Champions è la Champions, eh. Lo so. Ma poi lo sai che io verrebbero a Cagliari, cioè a Torino, quelli del Cagliari, cioè come Ho stadio per le sentito. competizioni europee hanno l'Olimpico. Quindi pensa che robetta che sarebbe stata. Magari un Cagliari-Real Madrid. Mamma mia. Caputtana. Sarebbe bello sotto un certo punto di vista, però perlomeno per adesso la Purtroppo è Champions League troppo. no. No, no. Aspettiamo di diventare veramente una rosa attrezzata come si deve e poi lì possiamo puntare alla Champions League. Ma per adesso, metti caso ci andiamo a piaschiaffi a destra e manca. No, certo, certo. Ma comunque il bivio, ragazzi, cioè, sarà sicuramente il cambio di allenatore, perché comunque la primavera sta salendo su bene, cioè stiamo investendo tantissimo, Giulini sta investendo tantissimo sulla primavera, giovani interessanti ce ne sono, abbiamo anche tanti giocatori in prestito, cioè che da un lato mi interessa, mi intriga, no, come cosa, tipo una società importante che ha tanti giocatori che appunto andrebbero magari sfruttati prima o poi. Vedremo, secondo me potremmo nei prossimi anni fare qualcosa di buono. Io lo Senza spero. Maran, senza Maran ovviamente. Vabbè, quello è scontato. È veramente scontatissimo. Se vuoi fare qualcosa di buono, Poi ecco,
laggato da far schifo, adesso ecco, di nuovo sto qua. Ecco, una riflessione che faccio che vorrei fare su un commento di prima, quello che ha sentito la conferenza probabilmente, dove Maran dice di voler riutilizzare il 3-5-2 probabilmente, e quindi giocherà Walukiewicz perché giocheranno a 3 dietro, quindi probabilmente Klavan, Walukiewicz e Pisacane, ok? E qua secondo me poi magari domani col 3-5-2 faremo incredibili cose, però qua secondo me si ridimostra diciamo l'inadeguatezza di Marana a livello tattico, cioè il 3-5-2 a San Siro aveva proprio c'era un ragionamento tattico dietro, ok? Anche perché il 3-5-2 alla fine diventa anche una difesa a 5 quando serve, quindi un modulo difensivo che contro l'Inter a San Siro ci sta, poi a specchio, quindi va ancora meglio. Ma in casa contro il Parma domani, cioè secondo me lui lo ripropone perché ha visto, con l'Inter è andato bene, adesso allora domani riproponiamo. Secondo me non so quanto senso abbia. Poi magari, ripeto, domani il 3-5-2 andrà benissimo e mi direte avevi detto una grande cazzata. Secondo me questo è lui che non ha troppo le idee chiare, secondo me. Si affida un po' a come vede, come gli pare. Questo è per quanto mi riguarda, non so. Io domani non avrei usato il 3-5-2 Beh, probabilmente, però. quello nemmeno io, devo essere sincero, perché non lo so, effettivamente contro l'Inter a San Siro il 3-5-2 ha senso e ha motivo di esistere. Contro il Parma in casa, secondo me il 3-5-2 è un modulo totalmente evitabile, perché comunque tu hai già un modulo abbastanza rodato che è sia il 4-3-1-2 che il 4-3-2-1, quindi non lo so, ne avrei usato un altro. Infatti dice Max, inserire Pereiro significa per forza di cose cambiare modulo. Non per forza, perché lui è un trequartista e un'ala, intanto è crashato Max. Sono ricomparso. Ecco. Ok, eri un attimo crashato. Lo Non so. so se ti sentivi intanto. Sì, ti sentivo, ma ero scomparito. Inserire Pereiro non significa per forza cambiare modulo con lui in campo, perché ripeto, è un trequartista, può fare anche l'ala, quindi, però più che altro chi togli lì? Togli Nainggolan? Togli João Pedro? Come fai? Assolutamente no. Quello è il fatto. Poi, Ale ha una domanda importante per noi, ma se mandassimo Maran all'Olbia a farsi le ossa, non sarebbe male. Magari riesce a salvarlo, eh. Chi lo sa? Magari in Serie C si rileva un buon allenatore. Chi può Beh, in dirlo? Serie C penso di sì, dai. Sei ottimista? Io non so nemmeno se in Serie C riesce a fare qualcosa di buono, eh? Dai, secondo me a salvare l'Olbia ce la farebbe. Il buon Rolando. Probabile. Il buon Rolando. Con un catenaccio 11, 11 Mamma nella propria mia. metà campo per tutta la partita. Provare gol solo alla Ilicic perché non si può oltrepassare la metà campo. Esatto. Anche perché magari se oltrepassi la metà campo ti viene il jet lag, poi vomiti, capito? C'è uno sbalzo d'orario, non so abituati, hanno paura, è tutta una cosa dietro l'altra. Giorgio dice: inserire Pereiro significa far prendere un infarto a Maran. Giovane più in campo da neoacquisto è una combo letale per il pellatone. Esatto, Più offensivo, cioè ad aggiungere anche esatto. in più è pure offensivo, quindi sì, buonanotte. Cioè, proprio lo ammazzi. Poi Max dice: se giochiamo a tre dietro, ovviamente i due esterni di centrocampo devono essere per forza Pellegrini e Faragò, o sbaglio? Sbagli, perché Pellegrini a sinistra sì, però esterno a destra Nandez, cioè quello è il ruolo suo. Sì, 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 è il ruolo di Nandez, Lo metti a assolutamente, tutta fascia sulla destra e ti crea il panico. è un motorino. Intanto c'è la Cremonese di Rastelli
che sta facendo una partita assurda, perché stava vincendo contro il Pisa e adesso il Pisa sta vincendo 4-3. Cioè una cosa Io la Serie B bestiale. l'ho completamente persa, veramente. Tra che Ed è non finita la adesso seguo la più. partita. È il buon Rastelli, non delude Ma mai. La Cremonese, tra l'altro, come progetti non aveva quella di venire in Serie A a inizio anno. Avevo Ma ha fatto sentito. un calciomercato non da Serie A, però da playoff Ciofani sicuri. aveva preso Ciofani, mi pare. Ha preso Ciofani, Soddimo Ah. e poi qualcun Frosinone. altro che non mi ricordo. Comunque ha fatto degli acquisti molto molto buoni per essere una squadra da metà classifica di Serie B, però sta veramente deludendo tantissimo. C'è Giampaolo che dice Maran è un ottimo allenatore. Io non condivido, cioè, non te la prendere a male Giampaolo, ma non riesco proprio a capire come possa essere un buon allenatore Maran. Cioè, è No, proprio due secondo me, cose che cozzano. non è malvagio, ma non è buono se vuoi andare in Europa League. Cioè, ovviamente tutto è relativo, il buono e il cattivo è sempre relativo, ragazzi. Assolutamente Sentite sì. che perle che vi dà l'Eccelso, ragazzi, ma dove le trovate? Dove le trovate? Fantastico. Poi, poi non vedo nessuno che lo possa sostituire. Ti faccio tre nomi al volo: Allegri, Spalletti, Guidolin. E te ne ho detti tre. Pensa quanti ce ne stanno. Francesco chiede quanti punti all'Olbia. Io sinceramente non ne ho la minima idea di quanti punti abbia l'Olbia. No, io sinceramente neanche io. So che è in zona play-out, Guarda, non vado a è controllare play-out. adesso. Vediamo un po'. Allora, Olbia. Classifica. Altro che zona playout, è ultima. C'ha 15 punti. È ultima in classifica l'Olbia. Bestiale. Cos'è? Quant'è? Ha 15 punti ed è ultima in classifica. Ah, minchia, io mi ero fermato in zona play-out. Ah, ok. Quindi Minchia. pure peggio. Mamma mia. Eh beh. Con Maranno l'Olbia si ritrova ultimissima a 14 punti, se non a 13. Mamma mia, c'ho la gola che mi sta andando a pezzi, non so come faceva Andrea a fare le live delle partite. Cioè, sto parlando normalmente e mi brucia da morire la gola, non so come faceva lui. Andrea Mereo aveva i poteri. Esatto. E poi, a quanto pare, ho scoperto oggi di essere anche raffreddato, quindi perfetto. Proprio sto in una botte di ferro. Però Miro, la cosa buona della Serie C è che solo l'ultima retrocede diretta, le altre si giocano play-out, quindi l'Olbia si potrebbe salvare benissimo. Ammesso che riesca ad andare ai play-out, però. Quello. Diamo anche Ligo Giannis all'Olbia, magari diventa il nuovo Jordi Alba. O perché no il nuovo Marcelo, il Eh già. nuovo Roberto Carlos. Altro che. Chi avreste preso come difensore centrale? Te chi avessi preso, Matti? Come centrale? Eh, Mm, ma sai che come centrale non ti saprei dire. non c'hai un Ah, nome. sinceramente no.
Sinceramente no, non ci ho pensato. Come direbbe Beppe Bergomi, mi cogli impreparato, Fabio. E io invece avrei puntato su Rugani se Demiral non si fosse rotto, oppure su Fazio, che tanto alla Ah. Roma non gioca, Sì, se quindi no, no, Tonelli alla fine dove è andato, scusate? alla Samp. Ah. E... Ma non lo so, non lo so. Poi Mauro chiede, ma un difensore non si poteva comprare? Sì, si poteva comprare, però il Cagliari non l'ha comprato. È quello il fatto. Leggi il messaggio di Max. Il raffreddore non è che ti sia ammucchiato qualche cinese? Madonna mia. No, no, non ho il coronavirus, tranquilli. Cheat, domani Miro. Caso Mamma mia, fammi dare una grattata, va. Fammi dare una grattata. Ma bella sostanziosa proprio. Albi, Andrea Mereu purtroppo ha abbandonato momentaneamente YouTube per motivi lavorativi, non ha tempo di stargli dietro, giustamente, quindi ha A deciso fine di... live potremmo fare anche una preghierina per Andrea Mereo, adesso che ci penso. Assolutamente, con la speranza che torni il prima possibile. Sì, sì, sì. Poi Massimiliano, mamma mia, sto raffreddore. Domani che modulo? A quanto pare domani ci sarà il 352, 3-5-2 a quanto pare. però staremo a vedere. Qua un po' tutti volevano Florenzi perché è normale. Poi Giampaolo dice, ricordiamoci che Maran molti dei suoi cambi hanno dato punti al Cagliari. Ma molti che... Cerri e Castro contro il Napoli. Sì, ma anche tanti altri ragazzi li abbiamo persi per colpa di Maran Esatto. contro il Cioè, sono più Lecce. quelle che Contro il abbiamo Lecce perse quella, che quella quelle che abbiamo sostituzione vinto. Di Nainggolan al 90esimo, che infatti ne aveva dette 4, oppure altre sostituzioni, ma adesso non mi vengono in mente, ma perché davvero ogni partita fa cazzate. No, ecco, contro il Lecce quando aveva levato Simeone, che aveva tolto praticamente tutto alla squadra in termini di profondità e di altro. E quelli, secondo me, guardate, il periodo cioè, poi relativamente negativo perché nel calcio si va alti e bassi, è normale che cioè, tutti ce lo dovevamo aspettare tutti questo periodo del Cagliari. Eh, no, comunque dicevo, secondo me proprio da Lecce era partito, perché lì non aver preso i 3 punti lì era stata una batosta, almeno per me, vivendola da tifoso, per me quello è stato veramente il primo cazzo, guarda che stiamo iniziando a cedere, perché non era del Cagliari che avevo visto prima. Esatto, sicuramente. Ma poi tutte queste partite in cui Maran ha azzeccato i cambi non è che ci stanno. Quella con la Samp in cui ha fatto entrare Cerri e poi non mi ricordo nemmeno se Castro giocava titolare contro il Napoli o se era subentrato, però mi pare fosse No, subentrato. subentrato, era Eh, subentrato. Vabbè, ma comunque andassimo a rivedere ogni partita, ne ha fatte tante di quelle cazzate che non hai idea, cioè, quindi... esatto. Poi se si ricorda dei fai cambi. No, ecco, Eh, aspetta, ecco, infatti mi sto dimenticando io di dirlo. Cioè, ragazzi, ma lo vedete Maran quando fa i cambi? Li fa dopo il 70esimo quando perdiamo 2-0. Ma come? Cioè, ma scusate, ma contro il Brescia, per esempio, è vero, abbiamo solo Cerri come attaccante. Ma cazzo, ma sei praticamente per 15 minuti uomo in più e cosa fa? E il Brescia si era schiacciato completamente nella sua area di rigore e cosa fai? Fai entrare Cerri al 90esimo. Quando è dell'80esimo che è l'uomo in più. Ma allora sei un pirla, allora sei un pirla. Cioè, ma metti anche che ti si faccia male uno in quei 10 minuti, ma giochi per 10 minuti a parità di uomini, ma cosa te ne frega? Col Brescia devi provare a vincere. Cioè, questa è un'altra... Ma poi fa sempre i cambi dopo il 70esimo, 80esimo, quando perdi 2-0, cioè... Dai, adesso su, che fare i cambi anche se è bravo Maran, questo non lo accetto, signori. no, infatti è una delle cose più false che si possa dire, dai. No, no, infatti. Massimiliano, Polacco o Faragò centrale? Penso Valukiewicz. Non penso che Faragò giochi centrale domani. Poi ma sempre Massimiliano dice, ma dai ragazzi, sesti dopo un girone strepitoso siete esagerati a mettere in discussione Maran. No, perché se siamo sesti è vero che è anche un po' merito di Maran, però cioè, il fatto è che siamo stati bravi noi
a riuscire a fare un discreto bottino di punti per fare in modo che quando c'è stato il calo non ne risentissimo abbastanza. Però non significa il fatto che se siamo sesti non c'è bisogno di lamentarsi solo perché siamo sesti. Maran le cazzate come faceva l'anno scorso che se stavamo a lottare la Serie A, le sta a fare adesso se stiamo a lottare l'Europa League. Semplice. E il fatto che siamo sesti non può essere una giustificante per non cazziarlo. Assolutamente no. Assolutamente. Ma poi comunque, scusatemi, noi siamo anche poi i primi, penso che quando in una partita come l'Inter ha l'intuizione di mettere un 3-5-2 a specchio e cose, io nel mio video post partita ho riconosciuto a Marani i propri meriti, poi quando fa le stronzate ragazzi si devono dire, Certo. cioè non ci deve essere nessuno di intoccabile, nessuno. Esatto. Poi Massimiliano dice, insomma, volete vincerle tutte, ma assolutamente no. Ma quando mai? Cioè, non è che penso che siamo il Barcellona perché siamo rosso-blu, eh. Cioè, non scherziamo, ci mancherebbe, però non è un fatto che io le voglio vincere tutte, però voglio che il mio allenatore sappia tirare fuori i coglioni. Mo non me potete nemmeno venire a dire che Maran tira fuori i coglioni perché, dai, Scusa, lì, ho appena letto un commento di Giorgio Piras, tipo il primo gol ci ha condizionato. esatto, esatto, cioè, però i ragazzi hanno dato tutto, cioè le classiche frasi Il da, primo gol da ci ha uno che condizionato. parte prevenuto proprio. Il primo gol ci ha condizionato, è vero, lo dice Sì, sempre. lo dice sempre. Poi, comunque, io ho una bella notizia. Ricordo che ti piaceva il tuo vero, quest'anno ha molte possibilità di tornare in A. Lo spero per loro. A Milano è stato bravissimo Maran, ma non lo metto in dubbio. Anche con la Samp è stato bravo a fare entrare Cerri, con Napoli è stato bravo a fare entrare Castro, però, ripeto, di queste partite che il Cagliari ha vinto o pareggiato, bisogna centellinare quelle che sono state effettivamente decise da Maran. E dal canto mio ne risultano soltanto tre in cui Maran è stato effettivamente decisivo e il Cagliari ha vinto per merito suo. Quella contro il Napoli, quella contro l'Atalanta e quella contro la Samp. Tolte queste tre partite, secondo me il merito non è di Maran, ma è della squadra. È della squadra. Quindi, anche rispondendo a Giampaolo, se vai in Europa, io non è che parlo bene di Maran, perché a me Maran non è mai piaciuta e non faccio l'ipocrita solo perché siamo andati in Europa. Anche perché se andiamo in Europa, io sono il primo che vuole Maran via dai coglioni. Sono il primo. Perché io non ce la faccio a avercelo un altro anno, Maran. Assolutamente no. Questo Maran prende le partite come prende le gite in campagna. Abbiamo un cinghiale come allenatore, questo è bellissimo. Beh, il panciotto da cinghiale ce l'ha. Oh, intanto sono uscite le convocazioni, eh? Sono uscite Mm, adesso. guarda un Vediamo po'. un po'. Se si carica. Non si carica, perfetto. Mi fa molto piacere da me. Proviamo a fare così. Allora, intanto vi dico che Paloschi ha scelto la numero 9 e che Pereiro Ma ha va. scelto la numero 20. Il numero 9 è Paloschi. Come cazzo si fa? Sì, comunque i convocati sono, vabbè, ve li dico tutti: Rafael, Mattiello, Nainggolan, Cigarini, Paloschi, Joao Pedro, Cacciatore,
Birsa, Clavan, Oliva, Nandez, Pisacane, Pereiro, Ionita, Ligogiannis, Faragò, Cragno, Pellegrini, Ladinetti, Gagliano, Valukiewicz, Olsen e Simeone. Questi sono i convocati per la partita di domani. Va bene. Poi mi sa che su Maran è questione di antipatia, non del valore dell'allenatore. Ma scusa Giampaolo, quando è che Maran ha dimostrato veramente il valore? No, mo se vogliamo prendere in giro, piamosi in giro. Però l'anno scorso che valore ha dimostrato Maran? Cosa ha dimostrato Maran l'anno scorso? Quest'anno cosa ha dimostrato Maran? Cioè, a me non mi pare che abbia dimostrato chissà che. Mo, vabbè che vabbè. Però dai. Sì, Joao è convocato, ragazzi. Ceppidelli non si sa quando torna, ma sicuramente ce ne accorgeremo da qualche video di Matti quando tornerà. Sicuramente. Avrà questo sorriso a 87 denti. Non aveva i giocatori di quest'anno. Ma che vuol dire? Se un allenatore è bravo, è bravo. Cioè, non c'ha senso. Boh, vabbè. Siamo di due opinioni totalmente diverse, Giampaolo. Decisamente diverse. Poi a Pereira avrei dato la 7. La 7 è ritirata, ragazzi. La 7 è ritirata. Insieme alla 5, la 11 e la 13. Tutti numeri dispari, tra l'altro. E tutti numeri primi, mo che ci penso. 5, 7, 11 e 13. Tutti numeri primi. Pensare un po'. Che ne pensi di Castro alla spalla? Penso che ci siamo tolti un giocatore duttile e che non l'abbiamo rimpiazzato bene. Te invece, Matti? Ma a me Castro comunque non mi faceva impazzire, cioè sarò sincero. È vero che comunque è un giocatore in meno, è vero che anche De Jong è partito, ma cosa dire, non lo so. Sono dubbioso su sta partenza. A me Castro non piaceva, ragazzi, comunque, sinceramente. Diciamo che nell'ultimo anno, tolto il gol con Napoli, ha dimostrato meno di quello che in realtà potrebbe fare, mettiamola così, Sì. perché comunque non stiamo parlando di una pippa, quello è il No, no, fatto. no, assolutamente. Briccolo ci chiede, ma è vero che Petagna è al Napoli? Sì, Petagna è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli, ma rimarrà in prestito alla spalla fino a fine stagione. Ecco, a Assolut- proposito, domanda, Dica, che poi in realtà non me ne può fregare di meno, ma Cherry, cioè la spalla sai con che modulo giochi? la spalla gioca col 3-5-2, Ah, quindi potrebbe fare cioè la punta dei due, una delle punte dei due? esatto. Ok. E prima che non c'era Cherry, chi è che giocava come seconda? Non Paloschi. Di Francesco, c'era Petagna e Di Francesco, No. mi pare, poi non so sicuro. Poi Marco che ci saluta, ciao Miro, ciao Mattia, stavo guardando alcuni video di Pereiro e sinceramente non mi piace, troppo macchinoso e scordinato. Eh, Scordinato. Marco, mi dispiace, l'ho detto anche qualche giorno fa in una mia live, non andate mai a vedere i giocatori dei video su YouTube, ma mai, mai. I giocatori bisogna valutarli sul campo quando li vediamo noi.
e lì possiamo trarre le conclusioni. No, ma infatti c'è il discorso che facevamo prima, cioè no, non guardiamo ste cagate su YouTube, cioè poi macchina, no, io devo essere sincero, l'ho guardato però Ecco, appunto. io il video l'ho guardato, no, ma per farmi l'idea di che tipo di giocatore possa essere, ok? E sinceramente scordinato non so dove tu l'abbia visto, io l'ho visto invece un giocatore, cioè tutto tranne che scordinato. Scordinato è tipo un Matuidi, una roba del genere, ma lui assolutamente no, proprio mi pare Scordinato è Seter. Io mi ricordo la partita col Benevento che faceva due passi e cadeva per terra. Cioè, cose imbarazzanti. talismano nero. Ma quale talismano nero, mamma mia. Il bidone nero abbiamo preso. No, 4 milioni ci abbiamo speso. 4 milioni. ma sai che tra l'altro si era di nuovo rotto al Chievo, poi ha segnato recentemente. Però cioè lui abbiamo preso lì un giocatore che era rotto, tipo, ti ricordi che era rotto 7 mesi prima? Ma tra l'altro Sì. Setter, ragazzi, adesso vabbè, fine live, quindi vi do un aneddoto. Setter, io quando avevo ancora sui 500 iscritti, adesso non è che ne abbia tanti di più, comunque, quando arrivo a Setter avevo tipo 500 iscritti, ed era, Setter chi è che lo conosce, ok? Io metto Setter, acquisto un nuovo giocatore del Cagliari. Lo metto cioè alle 9 sarà stato prima di andare a dormire, la mattina mi sveglio, vedo il video, 1000 visualizzazioni per Setter. Poi adesso mi pare che sia arrivato a 2-3 mila visualizzazioni un video su Setter, una cagata. E da lì è Pensa nato un po' anche te. il talismano nero. Pensa, a me non mi ricordo per quale motivo. Mi pare, sì, che il video che feci io invece su Seter mi hanno messo il bollino giallo della monetizzazione. È il talismano nero. Non so per quale assurdo motivo, però c'avevo il bollino giallo sul video di Seter. Però vabbè. Massimiliano, effettivamente Pereiro sì, viene da un infortunio. Viene da un infortunio alla spalla. Il più scordinato di tutto era Deli Valdés. Io non me lo ricordo Deli Valdés. Scordinato è cacciatore, ma cacciatore non è un giocatore. Semplice. Scusa, posso solo rispondere a Massimiliano che ha chiesto poi al PSV un subentrante, no? Allora, questo soggetto qua, Pereiro, è stato titolarissimo le scorse stagioni e ha segnato anche tanto, tipo per 4 anni di fila, correggimi se sbaglio. E Non lo quest'anno so. invece era in rottura perché non voleva rinnovare, si è rotto e quindi non ha giocato di fatto. Ha fatto 4 presenze, 2 gol. Beh, comunque 4 presenze e 2 gol per un periodo infortunato non è poco. E poi ricordiamoci che lui è un giocatore mancino e noi, a parte Pellegrini e Ligo Giannis, non abbiamo un mancino in squadra ed effettivamente serve. Poi sì, Matteo Piazza tira anche, se Piazza Pereiro tira anche le punizioni, e poi Briccolo dice Piazza è andato all'Anderlecht. Sì, e sinceramente io sono contento perché non mi sarebbe piaciuto come acquisto. A te, Matti? Ecco, domanda. No, appunto, a te sarebbe piaciuto più Piazza o Pereiro? Cioè, senza conoscere Pereiro. Pereiro, però. Ok, no, anch'io, sai. Piazza non ha dimostrato niente negli ultimi anni. Soprattutto, sinceramente, scusami, cioè, a sta cifra, anche dovesse essere un pacco clamoroso, cioè, guarda che se ci pensi, cazzo, 2 milioni e mezzo nel calcio di oggi, alla fine un classe 95 sono niente. Appunto. Cioè, quello Se che ti poi dico, calcoli che vale 10 milioni, noi però quella cifra l'abbiamo presa, cioè, questo secondo me è stato veramente... eh, poi vediamo, magari lo rivenderemo a 2 milioni e mezzo, sì, non ci faremo niente, però quantomeno, almeno, insomma, ci abbiamo provato almeno. ci abbiamo provato. Intanto rispondo a Giampaolo, sì, Pereiro è stato convocato, si è preso la numero 20, ed anche Paloschi è stato convocato,
che ha ereditato la magica numero 9 di Cherry. Il che è tutto Minchia, è vero che dire, c'ha la non Cherry, serve che io ce aggiunga l'aveva. altro. Poi Briccolo dice: a me sarebbe piaciuto un giocatore come l'Axalt, ma se non erro gioca sulla fascia, è simile a Farago che si adatta come terzino. E l'Axalt è più un esterno che un terzino. Sì, forse col 3-5-2 ci Diciamo poteva che stare. l'Axalt col 3-5-2 c'è sta un amore proprio, lo metti sulla fascia sinistra e stai a posto. Però è stato pure Mm. richiamato dal Milan. No, ma tanto dov'è, scusa, dov'è che era in prestito? Al Torino. Ah, cioè è vero che era al Torino. Eh, Esatto, Andrea, e soprattutto la 9 di Longo, assolutamente, ma la 9 anche di, se non mi sbaglio, pure la Rivecia aveva la 9, Sì, sì, non me sì. vorrei sbagliare, quindi una maglia molto Un illustre. attimo. No. Non so se la Rivecia era la 9 o la 19. Paloschi ha giocato molto poco, Marco. La Riei ha avuto anche la 23. Ah, ecco, vedi. Infatti, me lo ricordavo che c'era una col 20. 2024 il Cagliari ritira la maglia numero 9 in onore di Paloschi, eroe delle 3 Europa League consecutive del Cagliari. Questa è bellissima. Poi, che ne pensiamo di Mattiello? Io sinceramente non so cosa pensare di Mattiello. L'ho visto veramente troppo poco. Cioè, te Matti? Oggetto sconosciuto. Esatto. Cioè, ragazzi, quando... cioè, nel senso, a certe domande possiamo rispondere come vi potete rispondere voi senza vederli. Cioè, è difficile che abbiamo opinioni discordanti su giocatori che non abbiamo mai visto in pratica. Eh, cioè, È difficile, non poi... impossibile. eh, La Rivera la sua magica tripletta a Napoli che se non servì ad una ceppa, esattamente. Quella io batosta che prendemmo al San Paolo 6-3. Mamma mia. Miro lo sapevi, anche Varane è stato convocato, ha convocato se stesso con la maglia numero 104. Gliela dovrebbero dare 104 a Varane. Ma non si sa quanti gli dovrebbero dare 104. Mauro, quando ritorna Rog, e io qui interpellerei per forza chi ama più Rog della sua stessa vita, ovvero l'Eccelso. Quando torna Rog? Ma io vi dico 3 settimane dall'infortunio, cioè 3 settimane da Brescia, quindi secondo me tra 2 settimane può rientrare. E speriamo che ritorni subito a pieno regime perché Sì. è un Anche se giocatore che... sinceramente io lo schiererei solo quando sono certo che non può aver ricadute, perché Rogue cioè, secondo me è troppo importante, veramente. penso sia la chiave di volta del centrocampo del Cagliari. Sì. È fenomenale. E Io io più... Vai, vai. se ti ricordi, Miro, quando quest'estate parlavamo e cioè, era spuntato il nome di Rogue, avevamo fatto una live, mi pare, sul canale di Andre all'epoca. E Mhm. avevano detto, io quando era uscito il nome di Rogue ero subito partito, avevo detto guardate che Rogue, io l'avevo visto dal Napoli, c'è solo veramente una squadra come il Napoli che secondo me, vabbè no adesso non voglio iniziare a sparare delle altre squadre, però secondo me veramente l'ha fatto marcire per 3 anni. Cioè Rogue ragazzi, scusatemi, ma questo Napoli non avrebbe avuto bisogno di Rogue, ma stiamo scherzando. Rogue
e purtroppo, cioè da un lato sono contento, dall'altro mi dispiace, è un giocatore non tanto che secondo me ha meno mercato di Nandez, perché è un giocatore meno appariscente. C'è un giocatore che fa una quantità di lavoro sporco. Se voi vedete, Rog fa anche il difensore. C'è Rog della fascia di Pellegrini, che quel cane di Pellegrini lascia delle praterie schifose. Rog le chiude tutte, è un animale. Poi per forza che si rompe. Ma io sarei rimasto stupito del contrario, ragazzi. Cioè, ma è un po' come, non so, per chi segue l'NBA, è come quelli che saltano ogni partita, hanno un'elevazione di 2 metri. Occhio, è ovvio che dopo 1 o 2 stagioni li trovi senza più un ginocchio, roba del genere. Cioè, Rog quanto corre a partita? Rog è un cavallo, cioè. E, e poi è ovvio che prima o poi, quando ti fai degli scatti del genere, degli strappi del genere, è ovvio che prima o poi qualcosa ti salta anche nella gamba. E meno male che non è nulla di troppo grave. Meno male. Sì, fortunatamente sì. E meno male che comunque abbia Perché Ionita, che seppur non è paragonabile a Rogue nemmeno minimamente, ma proprio assolutamente no. di due emisferi diversi. Però Però comunque, comunque è un incontrista un po' come Rogue. sì. Anche se Rogue è incontrista, comunque in fase offensiva è molto molto propositivo. Cioè, Rogue è un giocatore rozzo, ma tecnicamente molto fine. Il che è Ma una sai, cosa che ma sai non che la trovi in nessun altro giocatore praticamente. io quando penso, cioè, ma è veramente un centrocampista completo. Cioè lui è veramente completo. Ha tecnica, questi strappi micidiali. Vi dico, secondo me la butto lì, secondo me è molto più forte di Barella. Detto una cazzata? Non m'azzardo a di tanto, però sinceramente c'ha il suo perché Rogue. Quello. Poi a me mi fa impazzire quando subiamo Ecco, il vedi, contropiede hanno appena e chiesto vedo lui che Barella. comincia a correre. Roggo Barella, io sì, cioè, Rog, Io pure. Ma non perché Rog. adesso non sia, io Barella, ragazzi, ero innamoratissimo di Barella. Tra l'altro, adesso magari ve lo cerco, quando ancora era al Como, io gli avevo mandato un messaggio di auguri e lui mi aveva risposto. Me l'hai detto. M'hai Adesso lo mandato vediamo. pure lo screen tempo fa. Non No, so se per l'hai dirvi mandato al mio sul gruppo. quanto io idolatrassi Barella. No, per 2 anni di fila mi ha risposto, adesso ve lo faccio leggere. Si vede? Guarda. Sì, 2 anni di fila mi ha risposto. Siamo nel 2016 e nel. Ecco, infatti, vedete, il terzo anno gli avevo scritto: Nico, come ogni anno, tanti auguri e buon compleanno, non mi aveva più cagato. Ecco, vabbè, non si vede più niente, vabbè, a cagare, va. E comunque, ragazzi, per dirvi, cioè, io lo idolatravo Barella, non perché se ne sia andato assolutamente, però Rog a me dispiace, ma Rog per me, a me stupisce che un giocatore del genere possa essere al Cagliari. Secondo me è un centrocampista micidiale. tanto io vi vorrei ricordare che abbiamo preso oggi. Cioè, sembra uscito dal carcere. Cioè, ditemi se non c'ha la faccia di uno che è entrato per rapina a mano armata, dai. È Ma, palese. ma infatti è quello che ti dicevo prima, cioè, c'ha proprio una faccia brutta, non so perché. C'ha una faccia losca. Mamma mia. Comunque, ragazzi, messo a mangiare la ligurizia per i a voce. Mi si incolla i denti, vaffanculo. Ci sono. Allora, Scusa, ultima cosa che chiedono, sì. Rog o Nandez? Rispondi, questo è un po' tra un fanatico di Nandez e un fanatico di Rog. Io vi dico Rog, ragazzi, ma senza pensarci su, ma mai, dai. Rog. Io sono indeciso. E per questo dico Nandog. Così la metto al culo. Sì. Allora, regà, io direi di andare in conclusione anche perché sono le 11:30 e vedo che l'Eccelso sta cominciando a dare segni di cedimento. Ha finito l'energia il presidente.
E giustamente è stanco, ragazzi. Bisogna far riposare il presidente. Non vorrei che dormisse male per colpa nostra. Non possiamo assumerci responsabilità del genere. Queste notti di calciomercato per piazzare colpi come Cherry alla spalla e Castro alla spalla, e in entrata Paloschi e far saltare Piazza ci è voluto un grande impegno. Beh. E quindi Posso niente. capirla, presidente, posso assolutamente capirla. Tante notti in bianco, adesso bisogna riposare. Ho fatto un grande mercato, sono contento, i ragazzi stanno bene e faremo una grande stagione. Lei ha passato talmente tante notti in bianco che le sono cresciuti i capelli, pensate. Pensate. No, questo è il gatto che ho rubato a Conte, non Ok, ok. Da San Siro, quando per quello non ha fatto la conferenza perché è rimasto senza gattino. Adesso vengono fuori gli Anche affari. c'è quello che mi è successo, un furto a mano armata. E De Laurentiis cosa ne pensa di questo? Bene, vedete, il problema è che qui il Rino sta tirando fuori gli attributi con un po' di difficoltà. Ho dovuto spendere milioni di milioni. Devo tornare a Dollywood per rifabbricarli. E dopo saperla penso che è il caso di chiudere. Oddio, mi sento male. Bellissimo. Allora, ragazzi, io vi ringrazio di cuore perché siamo arrivati anche a dei picchi di 60 persone, siete stati fantastici. Ringrazio soprattutto l'Eccelso per averci fatto compagnia e per essere stato nostro ospite. Grazie a Grazie te, Miro, mille. grazie a te e E di grazie a che. tutti i ragazzi che ci hanno seguito. Grandi Vi ragazzi. ricordo di andare a seguire l'Eccelso sia su YouTube che su Instagram. Ricorda il tuo account Instagram. Va bene, l'importante è YouTube, ragazzi. Io voglio arrivare a 1000 iscritti, così fattura. Di Armat l'Eccelso su YouTube e Matti.longi Sì, sì, sì. su Instagram, quindi andate a seguirlo. E niente, ragazzi, vi ringraziamo veramente tantissimo. Vi auguriamo buonanotte. Incrociamo le dita per domani sperando Una che il buonanotte Cagliari. all'Allegri, me la fai dare? Una buonanotte all'Allegri. Vai. Quest'anno sto, insomma, 40 anni, sto un attimo in pausa, vediamo se chiama il Cagliari, ma tutto rispetto, Maran lo trovo un po' migliore rispetto a me, insomma, vincente, io Cardiff non me la dimentico, lui invece le finali le vince, le finali le ha giocate, sa come si fanno, come si vincono, insomma, con campioni del calibro di Poloschi è anche difficile perderle, insomma. Buonanotte a tutti, ragazzi. E con questa chiudo definitivamente. Buonanotte, ragazzi. Dio, come cazzo si chiudeva qua? Ah, ecco, è il broadcast. Ciao, ragazzi.